Telespettatori di Tele4, buongiorno, benvenuti a un altro appuntamento con Sveglia Trieste. Come sempre staremo insieme fino alle 10. Gli ospiti che saranno al mio fianco in questa mattinata sono il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Gabriele Cinquepalmi dalle 8 alle 9 e poi dalle 9 alle 10 il consigliere comunale del Partito Democratico Stefan Ciocc. Cominciamo subito, intanto guardando immediatamente la pagina meteo. Questa mattina una depressione al suolo interesserà l'Alto Adriatico con minimo barico di incerta collocazione che farà fluire aria ancora umida e instabile da sud sulla regione. In seguito affluiranno correnti settentrionali più secche ma piuttosto fredde in quota, il che si traduce per oggi con una previsione di cielo in prevalenza nuvoloso. Fino al mattino saranno probabili rovesci o temporali sparsi. Localmente saranno possibili temporali forti e piogge intense stazionarie. In giornata graduale attenuazione delle precipitazioni, ma sarà possibile qualche rovescio pomeridiano, specie sui monti e zone orientali. Vento moderato da nord o nord-est in quota, in prevalenza da nord-est sulla costa. Per quanto concerne invece le previsioni per domenica, al mattino cielo poco nuvoloso, in giornata variabile e dalle ore centrali saranno possibili rovesci o temporali sparsi alternati a schiarite. Temperature sotto la norma del periodo, zero termico in calo sotto i 3000 metri. Adesso cominciamo la lettura del Piccolo e del Corriere della Sera. Vi chiedo scusa soltanto un attimo, ma devo preparare le pagine perché abbiamo avuto un problema con il collegamento internet questa mattina. Allora, per fare tutto ciò, io direi che possiamo intanto vedere il servizio che ieri ha realizzato Marco Stabile e che riguarda l'alluvione in Slovenia, un'alluvione molto pesante. Vediamo il servizio. Interi paesi sott'acqua a nord di Lubiana e nella zona di Zelie. Almeno 3 i morti secondo i media d'oltreconfine, 2 sono turisti olandesi. È l'effetto dell'alluvione che si è abbattuta nella notte sulla Slovenia e delle esondazioni di alcuni fiumi, in particolare la Savinia, ma preoccupano anche la Sava, Drava e Kupa. No. Letita strano. Dichiarato lo stato d'emergenza e mobilitato l'esercito, 12.000 le utenze senza energia elettrica. A Menges, comune a 20 km a nord di Lubiana, i vigili del fuoco hanno evacuato un asilo e salvato 22 bambini. Situazione drammatica nei piccoli centri come Kamnik, dove le persone sono state invitate a non lasciare le proprie case. In molte altre frazioni, invece, sono stati fatti evacuare dalla polizia. È il caso di Loche Primoziriu, a cui si riferisce questo video in cui il torrente invade il paesino e un'enorme bombola di gas metano scorre sulla via centrale come un gommone da rafting. Inondazioni e smottamenti anche nella regione nord-occidentale della Gorenska, nella zona di Skofja Loka e nelle valli di Selza e Poliana. Vicino a Krani, gli elicotteri dell'esercito sloveno stanno lavorando senza sosta per diversi salvataggi. In molti si sono rifugiati sui tetti degli edifici perché l'acqua è entrata nelle case e sta raggiungendo diversi metri d'altezza. A causa del maltempo, del fango e delle frane, molte strade del paese sono state chiuse e si sono registrati disagi anche sulle autostrade. In alcune zone è stato sospeso il traffico ferroviario. Vediamo dunque la prima pagina del Piccolo sotto il titolo "Il maltempo oltre confine, nubifragi, allagamenti e frane, 3 vittime in Slovenia" e quindi per quanto concerne l'aggressione all'Ucraina, colpita una nave militare russa, Kiev, grande schiaffo a Putin. Delega fiscale, via libera finale dalla Camera, prezzi calmierati contro l'inflazione no dei produttori e per quanto riguarda poi Trieste c'è questa questione che riguarda le voci di sfratto per il Kral e il bagno ferroviario. Le realtà chiedono risposte. Rette degli asili, aiuti mensili fino a 450 euro. La Regione stanzia
più di 25 milioni per soddisfare le richieste di oltre 6.000 famiglie per il prossimo anno. Di questo sono sicuro, noi ce ne siamo occupati credo una decina di giorni fa. Parte la campagna trasversale per salvare il burlo, anche questo vedremo più avanti con un servizio. Quindi per chiudere la pagina, la via Balestra in Portovecchio e gli scambiatori clandestini di libri, magari se abbiamo tempo vedremo più avanti di che cosa si tratta. Andiamo invece alla prima pagina del Corriere della Sera e sotto il titolo c'è una notizia molto triste perché è morto a 72 anni Idris, il volto juventino di quelli che il calcio, vi ricordate il giornalista senegalese, devo dire la verità, molto, molto simpatico al limite della follia, che subito si era ritagliato uno spazio molto particolare come tifoso della Juventus. Se non mi sbaglio, una volta riuscì addirittura a dialogare con Umberto Agnelli. Era un bel personaggio, simpatico, e che se si possa pensare poi di determinate derive che hanno assunto alcuni personaggi, ma quelli che il calcio è stato forse una delle ultime trasmissioni diciamo di un certo spessore della televisione pubblica, e comunque si parla, se non mi sbaglio, di qualcosa come 30 anni fa. Tasse e sanzioni si cambia, stretta sul caro voli, regole per aumentare i taxi, accordo per ridurre il costo della spesa da ottobre, via libera la delega fiscale, Meloni riforma storica, il PD premi agli evasori. C'è ancora questa questione dei dati accumulati per costruire i dossier segreti, migliaia di dati, scrive il Corriere della Sera, e poi c'è una nota di Paolo Mieli, politica e dialogo, opposizioni indecise a tutte. L'unico colpaccio messo a segno nei giorni scorsi dall'opposizione è stato quello di Nicola Fratoianni. Il leader di Sinistra Italiana è riuscito a far passare un ordine del giorno che impegna il governo a valutare l'introduzione di una tassa speciale sui redditi superiori a 500.000 euro per reperire fondi utili a contrastare la dispersione scolastica. La sottosegretaria Frassinetti non ne ha compreso la portata e la maggioranza lo ha approvato. Sconcertata Giorgia Meloni ha avuto qualche ora di imbarazzo finché ha risolto la questione a modo suo. Abbiamo velocemente valutato, ha detto, e abbiamo optato per il no. Il caso è passato pressoché inosservato dal momento che pochi a sinistra hanno voglia di intrattenersi sul tema considerato divisivo della patrimoniale, divisivo come la guerra d'Ucraina o la gestazione per altri, e un'infinità di argomenti sui quali l'opposizione si divide appunto fra quelli che votano sì, quelli che votano no, quelli che si astengono e qualcuno che esce dall'aula. C'è stato un tentativo di furto a Milano nella villa della contessa Matilde Borromeo e del principe Antonius von Fürstenberg. Il ladro è stato fermato e la nobile, che non era in casa, dice Milano sicura. Condannato Navalny, il mondo protesta, 19 anni di carcere e pietra tombale sulla scena politica russa per l'oppositore di Putin Alexei Navalny, processato per estremismo, sconterà la pena in una colonia penale di massima sicurezza. Le proteste di Stati Uniti e Unione Europea. Poi, nello schianto di un gozzo contro un veliero, il marinaio al timone positivo al test antidroga, è morta l'editrice di Harry Potter, si chiamava Adrienne Vaughn ed era la presidente della casa editrice, che credo sia Bloomsbury, chiedo scusa, che ha pubblicato anche i romanzi di Harry Potter. La donna è stata sbalzata in acqua ed è stata colpita dalle eliche dell'imbarcazione. Allora, andiamo avanti, torniamo al piccolo e iniziamo a leggere le pagine interne. Vi ricordo che il numero di telefono a cui intervenire
per parlare con noi è sempre 040 77 8910 e che svegliatrieste tele4.it è il numero è l'indirizzo di posta elettronica. Allora, ripeto per chiarirlo anche a me stesso, che mi sembra il caso oggi, 040 977 8910 è il numero di telefono, svegliatrieste@tele4.it invece è l'indirizzo di posta elettronica. Allora, continuiamo la lettura del piccolo, delle pagine interne del piccolo. Vedete, aiuti fino a 450 euro alle famiglie con figli per abbattere le rette di asili e spazi gioco. Gli importi più alti ai genitori con più minori iscritti a tempo pieno, benefici dimezzati ai nuclei residenti in Friuli Venezia Giulia da meno di 5 anni. Sì, questa è una notizia, devo dire la verità, di qualche giorno fa. A disposizione per l'anno 2023-2024 un budget da 25 milioni che consentirà di accogliere 6.017 domande. Ad aver diritto le coppie con ISEE pari o inferiori ai 50.000 euro e le madri single inserite in percorsi protetti. Dalla nuova IRPEF al sistema premiale, via libera alla legge delega sul fisco, Meloni provvedimento storico, previste riduzioni delle tasse sulle tredicesime, resta il nodo risorse, servono 3 miliardi. Secondo la segretaria del Partito Democratico, questo provvedimento renderà ancora più profonde le già insopportabili iniquità della società, introducendo nuovi regimi di favore. Caro voli, limiti all'algoritmo, in arrivo più licenze per i taxi. Per quanto concerne invece il carrello della spesa c'è un piano, ma c'è il no dei produttori. L'intesa contro l'inflazione prevede un paniere calmierato sui prodotti essenziali, regole entro il 10 settembre, i consumatori, veto delle industrie, inaccettabile. Vediamo di che cosa si tratta. Allora, con il paniere calmierato siamo convinti di poter dare un definitivo colpo all'inflazione riconducendola ai livelli naturali, ha detto il ministro Urso, perché appunto lo stesso Russo ha espresso rammarico per la mancata disponibilità dell'industria alimentare, nella convinzione che un'azione congiunta avrebbe certamente permesso migliori risultati. Migranti, l'ipotesi Palmanova, l'ex caserma Lago a Ialmicco potrebbe ospitare l'hotspot, il consigliere Martinez tutto porta lì, la regione spieghi. C'è dunque forse l'individuazione di un luogo che è stato dismesso decenni fa. L'ex caserma Lago ospitava il 7° battaglione di fanteria, vediamo il 7° battaglione di fanteria di Cuneo. Nel 1997 l'intera area è passata dal demanio militare a quello civile e ora si trova in condizioni di degrado assoluto. L'area va bonificata, sostiene Francesco Martinez del PD, molte coperture sono in amianto e nel terreno ci sono ancora le cisterne usate per lo stoccaggio dei carburanti. Palmanova si dice pronta ad attuare l'accoglienza diffusa, lo afferma con forza perché ha già sperimentato con successo questa soluzione. Siamo pronti a fare quello che siamo stati capaci di fare con grande orgoglio, afferma il consigliere regionale Dem Francesco Martinez, nel ricordare che allora il progetto aveva ricevuto numerosi riconoscimenti nazionali. Se un ente gestore trova una struttura e la propone per l'accoglienza dei migranti, noi l'accettiamo. Più si parcella la presenza dei profughi in piccole strutture, meglio si lavora. Questo lo dice il prefetto di Udine Marchesiello, ben confermare che il modello dell'accoglienza diffusa è ancora applicabile, anche se non mancano le difficoltà, soprattutto in termini di disponibilità. Andiamo allora a vedere un po' le pagine interne del piccolo, del Corriere della Sera, chiedo scusa. Vediamo appunto di
ridurle un po', così il passaggio è più rapido. Gli interventi su spesa, voli e taxi, ma prezzi calmierati solo ad ottobre. Firmato il protocollo anti-inflazione, si sfila l'industria. Entro il 10 settembre sarà definita la lista dei prodotti, tra cui anche beni non alimentari. Prosegue l'inchiesta del Corriere sugli aumenti. Questa puntata, diciamo così, si svolge in Toscana. Un giorno al Forte, tenda e lettini a 600 euro. A Firenze bistecche d'oro, alcuni dei prezzi più alti registrati nelle località turistiche della Versilia. Un cocktail costa 25 euro, un piatto di risotto 40 euro e tenda e lettini al giorno 600 euro. Questo in Versilia. A Firenze un gelato costa 12 euro, una bistecca, desumo fiorentina, 100 euro. A Castiglioncello uno spritz costa 9 euro, un caffè 2,60 euro. A Firenze, alla storica trattoria da Burde, i fratelli Gori ammettono che il caro bollette ha fatto lievitare tanti prezzi del nostro menù. Tutti i primi sono passati da 8,50 a 9,50, il caffè al tavolo da 1,50 a 2,50, il vino, il Brunello da 40 a 45 euro, il Morellino da 19 a 21, il Bolgheri Doc da 25 a 28. In Versilia i prezzi dei ristoranti ma anche dei bar. Nella più morigerata Viareggio uno spritz a meno di 6-7 euro è quasi introvabile. Terrazza del Grand Hotel Principe di Piemonte, i cocktail à la carte sono serviti a 25 euro. A Forte dei Marmi è sbarcato l'antico vinaio che ormai conquista una località dopo l'altra. A suon di schiacciate la Beatrice, che da Milano a Roma costa 11 euro, qui ne costa 14, ma solo per il servizio al tavolo. Allora, un giorno in spiaggia si arriva ai 600 euro del Twiga, va ben per tenda con sofà, letti king size, letti standard, più sedie e tavolino, massimo 6 persone. Insomma, questo riguarda appunto il Twiga che sappiamo. E per Aldo Cursano, presidente di Confcommercio Toscana, titolare di un caffè in pieno centro a Firenze, c'è chi ci marcia, ma va, altri invece sono costretti a fare maggiorazioni sul prezzo finale per i tanti costi in più, dal caro bolletta ai costi del personale, dalle materie prime, trasporti e affitto. Voce questa che conosce solo il segno più ora che a Firenze è tornato il turismo. I due bar di Piazza della Repubblica, Gigli e Paskovski, di affitto pagano 1 milione di euro all'anno soltanto di locazione. Allora non sorprende ciò che 2 turisti tedeschi hanno scritto in una lettera pubblicata ieri dal Corriere: amiamo Firenze, ma temiamo di non potercela più permettere. Per molti anni siamo stati ospiti di un piccolo bed and breakfast, è stato venduto e il prezzo è quasi triplicato. Un anno di inflazione in Italia, questo è appunto una tabella, il costo della vita in euro dal 2013 e poi Mutti, il presidente di Contromarca: vanno rese efficienti le catene produttive, basta con le idee spot, i consumi stanno calando, noi per primi tagliamo i prezzi. Probabilmente sarebbe il caso. Andiamo avanti, sempre con il Corriere della Sera. Spiati, in campo il Copasir, verrà ascoltato Mantovano, l'obiettivo chiedere all'esecutivo che cosa è successo e quali misure intende adottare. La piramide che dovrebbe mettere in equilibrio i vari poteri dello Stato non è in armonia, uno o l'altro ciclicamente cerca di prendere il sopravvento. Questo sostiene il vice capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia Fabio Rampelli. Sempre per quanto concerne la questione appunto dei dati spiati, i dati dell'antimafia venivano usati dal finanziere per i dossier sui politici. L'indagine si concentra sulle deviazioni dai compiti istituzionali. Patto Salvini-Meloni per tutelare il governo anche dalle europee. E queste elezioni europee del prossimo anno diventerà con tutta probabilità
molto più importante di quanto usualmente le elezioni europee sono state negli ultimi anni, e per quanto concerne anche gli equilibri internazionali dal punto di vista, non so, del Partito Popolare Europeo, i laburisti, quello che rimane, ma anche poi dopo per i riverberi interni. Poi c'è questa intervista a Cateno De Luca, migrante della politica, dove gioco vinco io, andrà a combattere contro Galliani nel seggio che fu di Berlusconi, e il sindaco di Taormina, che fu insomma protagonista di tutta una serie di iniziative abbastanza strane, a partire da uno spogliarello di protesta in regione che data 2007, poi lo scontro in piazza con un sindaco e uno sciopero della fame contro il Green Pass nel 2022. Facciamo ancora eccolo qua, il caso del centro di cinematografia, addio al CDA di Donzelli e Capotondi, vertici azzerati dal governo nonostante le proteste di studenti e attori. Marta Donzelli era la presidente del CDA, ha vinto come produttrice il David di Donatello per Miss Marx. Anche Cristiana Capotondi era consigliere del CDA, dagli anni 90 è stata protagonista di decine di film per il cinema e la televisione ed è stata anche presidente della Lega Pro di calcio. I componenti del CDA del centro erano Marta Donzelli, Cristina Capotondi, Gwendalina Ponti, ne faceva parte anche Andrea Purgatori. Il CDA è stato nominato nel 2021 e in teoria il mandato sarebbe scaduto tra oltre 18 mesi. Ieri sono arrivati le dimissioni dei membri dopo l'ok al decreto Giubileo. Il decreto contiene un emendamento leghista per cui i vertici del centro dovranno essere nominati dal governo. La norma ha suscitato polemiche e reazioni nel mondo del cinema. Poi c'è un curioso ritratto di Piero Fassino. Pietro Cicogna chiama a ballare, Fassino e il cedolino portato in aula. C'è stata questa polemica appunto su questo intervento dell'ex segretario del PD che ha sventolato appunto la busta paga, diciamo così, dei parlamentari con tutto quello che sappiamo. Allora, penso che siamo in grado di collegarci con la sala operativa della Polizia Locale. Buongiorno. Pronto? Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno Bosatti. Buongiorno, come sempre vi sento lontanissimi, spero mi sentiate bene voi. Noi invece sentiamo perfettamente. Bene, allora intanto buongiorno a tutti, per quanto riguarda la notte appena trascorsa, fortunatamente nonostante la pioggia continua non abbiamo avuto grossi problemi, un incidente verso le 22, fortunatamente solo danni sulle curve adducenti a Basovizza della strada regionale 14, molto rumore, però per fortuna nessun danno fisico, ce ne sono state delle ripercussioni sulla circolazione, ma ripeto, un incidente solo danni materiali. Al momento devo segnalare semafori spenti in Revoltella intersezione Rossetti e in Revoltella intersezione Vergerio. Già da ieri, probabilmente a causa di tutti questi acquazzoni, i semafori, le postazioni semaforiche hanno fatto un po' le bizze, soprattutto anche in Piazza Goldoni e altre zone della città centrali. Per il resto in agenda abbiamo poca cosa, anzi quasi niente, solamente stasera c'è una manifestazione che si chiama Servola sotto le stelle, speriamo che le stelle si vedano. Dalle 19:30 in poi ci sarà un divieto di transito nel centro nel centro appunto dell'abitato di Servola, ci sono anche dei divieti di sosta in zona, perciò attenzione a chi abita o debba transitare in quella località.
Al momento sta piovendo, come potrete vedere tutti, il traffico è alquanto scarso, non abbiamo altri interventi in atto, eventualmente se ci fosse qualcosa di cospicuo ci faremo vivi. Daremo la linea. Grazie commissario, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Allora, già che ci siamo, ricordiamo che la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ha esteso l'allerta meteo di colore giallo su tutta la regione fino a mezzogiorno di oggi per temporali forti e un avviso di rischio idrogeologico su tutta la regione. Quindi c'è ancora per un 5 ore, 4 ore e mezza l'allerta gialla. Allora, e già che ci siamo, allora rivediamo un pochettino quello che è successo ieri per quanto concerne il maltempo fra Trieste e Muggia. Il temporale che ieri mattina si è abbattuto su Trieste, il Carso e Muggia appunto, ha provocato allagamenti agli assi stradali, in particolare sulle rive e in Cavana, ed ha fatto saltare numerosi semafori, rendendo complicata la gestione del traffico agli incroci. Vediamo. L'allerta meteo regionale annunciata sin da ieri si è tradotta a Trieste in diverse ore mattutine di intense piogge che hanno mandato sott'acqua le rive e alcune altre parti della città. Se in diverse zone della regione, soprattutto nel Pordenonese, danni e disagi sono stati notevolmente maggiori, nel capoluogo la forte pioggia ha costretto chi si trovava a piedi a trovare un riparo di fortuna, ad attrezzarsi con ombrelli e impermeabili, mentre alcuni semafori si sono spenti, certi tombini si sono sollevati e i tratti più noti delle rive, soliti ad allagarsi per primi, si sono riempiti d'acqua. L'intensità non è durata molto, c'è da dire, quanto basta per dover mettere ad asciugare calzini e calzoni come il nostro collega Gianluca Paladin alle prese a Muggia con un pediluvio improvvisato. Ecco che arriva un turista di Tele4 che riprendiamo nell'acqua alta di Muggia. Buongiorno sindaco. Buongiorno. Numerosi cantieri hanno interrotto le attività, le scene del film in ripresa nella zona di via San Michele, via Diaz e dintorni hanno preso una pausa. Attorno all'ora di pranzo il ritorno a una normalità che, seppur ancora a tratti piovosa, non ha comportato particolari disagi. E tra l'altro, per quanto riguarda, vediamo un aggiornamento della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia che non segnala nessuna nuova criticità sul fronte maltempo, quindi confermato l'allerta gialla fino a mezzogiorno di oggi. C'è stata dunque, come avete visto, acqua alta anche a Muggia, strade allagate, calli impraticabili, scongiurati danni gravi grazie alle paratie dei negozi e al lavoro delle caditoie. Vediamo allora. Le calli completamente allagate. Per passeggiare tra le vie cittadine in assenza di trombini non c'era alternativa. Via le scarpe e proseguire a piedi scalzi. È l'effetto del maltempo abbattutosi anche a Muggia questa mattina. Strade non percorribili, polizia locale a deviare il traffico e commercianti costretti a chiudere bottega e pulire i pavimenti del negozio per l'impraticabilità delle calli. Ma le paratie agli ingressi hanno scongiurato danni gravi. L'acqua alta nella cittadina rivierasca non ha risparmiato nessuna zona del Mandracchio e del centro storico. Molti lavoratori e residenti che sono rimasti chiusi in casa, in macchina o nei loro negozi in attesa che la pioggia diminuisse. Una bomba d'acqua che ha fatto saltare i tombini, le auto faticavano a percorrere le strade. Diverse file si sono formate tra le vie del centro, mentre i mezzi di Italspurghi, i vigili urbani e i pompieri erano al lavoro per riportare la situazione alla normalità. Cessata la pioggia, però, ecco che anche le caditoie hanno fatto il loro lavoro e il livello dell'acqua si è rapidamente abbassato. Eravamo presenti qui quando è venuta la bomba d'acqua e a 2 riprese, tra l'altro, sono venuti giù dei fiumi dalle zone alte, quindi
rapidi dalla salita delle mura, si è visto un torrente arrivare proprio in centro che ha allagato, stava allagando anche la zona del portico sotto. Poi al cessare della pioggia si è visto che in tempo di una decina di minuti, e si vede adesso poco tempo dopo, il livello si è abbassato praticamente notevolmente, anzi, e questo dà riprova del fatto che mantenere le caditoie in efficienza significa evitare poi situazioni di allagamenti e di danni anche ai negozi del vicinato. Allora, prima della pubblicità, una pagina, no, facciamo vedere questo, sì, questo è quello che si poteva vedere ieri mattina quando la pioggia della mattinata appunto era già cessata nella discesa mare di Sistiana, quindi delle cascate, insomma, come a Plitvice, come aveva scritto il telespettatore che ci ha fatto pervenire in redazione queste immagini. Allora adesso invece possiamo andare in pubblicità. Rientriamo in studio, come vi dicevo andiamo al piccolo, nelle pagine degli esteri. Per Trump un agosto nero, rischia il quarto processo, l'ex presidente non dice se sarà presente al dibattito fra i candidati repubblicani il 23, perché insomma qua già si ricomincia. Sono stato arrestato dal mio avversario, il corrotto Joe Biden, ma sono avanti. Allora, nei sondaggi Trump è in testa, anche se le nuove rivelazioni del New York Times in Iowa, il primo stato che voterà per le primarie repubblicane, mostrano una riduzione dei margini di vantaggio rispetto a Ron DeSantis. Il governatore della Florida ha di recente cambiato strategia e i suoi sforzi iniziano a dare frutti. A sperare anche Joe Biden, il presidente americano si sta godendo alcuni giorni di vacanza in Delaware. La speranza di Biden e della sua campagna elettorale è che l'ex presidente, schiacciato sotto il peso delle cause, perda terreno nei sondaggi e venga scaricato dagli elettori. Guarda da lontano gli sviluppi anche il presidente russo Vladimir Putin. Secondo la CNN, Putin sta cercando di resistere fino a dopo il 2024. L'auspicio del Cremlino è una vittoria di Trump e dei repubblicani. Il partito conservatore è spaccato sulla guerra in Ucraina e la speranza russa è che in caso di vittoria gli aiuti a Kiev possano essere ridimensionati. Questa è l'immagine di un manifestante che manifesta a favore dell'arresto di Trump e dice praticamente mettetelo dentro, e vedete che in questa immagine Trump è disegnato con i baffetti alla Hitler. E poi c'è questa fotonotizia che vede sospesa la condanna per Rahul Gandhi, che era stato fatto decadere da parlamentare appunto per una condanna per diffamazione. La condanna è rientrata e Gandhi può rientrare parlamentare. E poi c'è il caso del presidente colombiano Petro, accusato dal figlio, finanziato dai narcos. Allora, abbiamo fatto vedere il servizio del maltempo a Muggia e delle cascate di... io chiedo soltanto alla regia se c'è qualcosa, sento dei rumori abbastanza fastidiosi, non so cosa stia succedendo. Vediamo adesso, torniamo alla puntata di ieri di Sveglia Trieste, dove per certi aspetti è scoppiata la pace nella campagna elettorale, è scoppiata la pace fra Francesco Russo e Roberto Di Piazza. Vediamo il servizio. Altura aveva un centro servizi che oggi non c'è più e questo è mancato. Ti ricordi qualche anno fa? Professor Russo, abitanti. Quando sono arrivato nel 2001 volevo piangere. Hai messo 4 anni, avevi 4 anni. Sai cos'è la validazione dei progetti? Piazza di Piolo San Sergio non l'hai fatta tu, no?
No, ma tutto il resto? Ecco. Ce li ricordavamo così, agguerriti su ogni tema ad alto volume, in un testa a testa nel ballottaggio dell'ultima campagna elettorale, in cui alla fine prevalse Di Piazza, sindaco per la quarta volta, ma in cui Russo recuperò quasi 18 punti all'avversario nella sfida decisiva. A quasi 2 anni di distanza nel salotto di Sveglia Trieste è scoppiata la pace. Intanto saluto l'amico Russo e naturalmente Ferdinando. E le persone, quando sono serene e tranquille, sanno confrontarsi rimanendo su un piano di lealtà e anche dopo tanti anni di affetto reciproco. Non è un attacco a Russo, è un attacco a quelli che parlano che non sanno. Russo sa perché lui ha lavorato. Sarà che i prossimi appuntamenti elettorali sono lontani, sarà che ai tempi della sdemanalizzazione del Porto Vecchio Di Piazza insignì Russo del sigillo trecentesco, sarà che Russo all'epoca era quanto mai vicino al sindaco. Fatto sta che oggi, tra una battuta e l'altra, il clima è ben diverso. Il sindaco sa che sulle ciclabili in particolare noi lo spingeremo sempre a fare un po' di più, nel senso che le città moderne cercano di dare sempre più spazio, perché sappiamo che poi cittadini che vanno in bici stanno anche meglio, sono spese di sanità che si risparmiano ed è l'ambiente che viene aiutato. Se ti vedo in bici ti butto sotto e ti dico subito. Esatto, quindi serve la sanità. Se ti vedo in bici ti butto sotto, è chiaro. Sindaco, però non mi aspettavo oggi, diciamo, questo bel rapporto tra voi due. Mi ha colpito, cioè nel senso che intendo dire che spesso anche Russo, no, le lancia un appello, facciamo le cose insieme, governiamo insieme. Ma abbiamo sempre governato, io e lui abbiamo sempre governato insieme. Dopo c'è stato il momento dello scontro. Ieri ero con Rosato, no? Sì. Con Rosato un'amicizia, con Russo un'amicizia. Dopo naturalmente c'è anche la politica, uno rappresenta uno schieramento di centrodestra, uno rappresenta uno schieramento di centrosinistra, ma la stima, credo che io ho la stima per Russo, ma se tu chiedi a Russo se ha stima per il sindaco lui ti dirà altrettanto. Ha ragione il sindaco, i rapporti personali, e questo mi piace farlo vedere anche a casa. Però noi lavoriamo e siccome poi tra un po' anche il sindaco di Piazza finirà, noi ci prepariamo per il dopo e faremo anche le cose che non sono state fatte. Si candida sindaco Russo la prossima volta. Qualche candidato ci sarà, qualcuno si candiderà. Allora, clima disteso ieri a Sveglia Trieste, vediamo poi anche oggi, vi ripeto, quelli che sono i nostri ospiti. Saranno con noi Gabriele Cinquepalmi, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, dalle 8 alle 9, e poi dalle 9 alle 10 Stefan Ciocc, che è consigliere comunale del Partito Democratico. Allora, oggi è anche, fra l'altro, per quanto riguarda la circolazione sulle strade della regione, è anche un giorno di bollino nero. Si prevede appunto parecchio traffico, soprattutto su alcune direttrici, e poi rimane anche l'incognita maltempo su tutto. Proseguiamo, anche il piccolo si dedica alla turista americana morta in costiera amalfitana. Lo skipper era drogato, e l'apertura del Papa al mondo LGBT, i trans sono figli di Dio. Lite nel giardino di casa, il figlio uccide il padre, questo è avvenuto in un paese della pianura bergamasca. Un trentenne con problemi di tossicodipendenza ha ucciso il padre, carpentiere in pensione. Allora, bagnanti morsi da una tartaruga marina. Una donna è finita all'ospedale, l'animale pochi giorni prima era stato maltrattato in acqua da 2 uomini. Questo è accaduto nell'isola di Bua, nello Spalatino, e questo che vedete è un esemplare di tartaruga carretta in spiaggia. Dunque, Trieste comunica libertà, ha un'aria anticonformista ma rischia di autocelebrarsi. La città raccontata dalla scrittrice e direttrice editoriale di Guanda, Federica Manzon: ogni volta che la lascio è uno strazio, abitare definitivamente in un posto però non fa per me. Ancora, saltiamo la pagina di economia.
Valle idrogeno senza confini, scongiurati taglia i fondi PNR, l'assessore Rosolena assicura la revisione decisa dal governo non impatta sui progetti bandiera come quello previsto a nord-est. Ieri l'assessore Rosolena ha partecipato anche ad un incontro che si è svolto in Regione, durante il quale sono stati resi noti alcuni dati per quanto concerne l'attività dei punti mobbing che sono dislocati a Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste. Vediamo allora il servizio. Donne soprattutto, circa il 70%, di un'età superiore ai 50 anni, con un contratto a tempo indeterminato, che lavorano nel settore privato, con problemi collegati a mutamenti aziendali. E l'identikit di chi maggiormente si è rivolto nel corso del primo semestre del 2023 agli sportelli antimobbing di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste, quest'ultimo riaperto grazie all'impegno della Regione. I dati sono stati resi noti stamani. Copriamo tutte le sedi delle ex province del territorio regionale attraverso un servizio che è completamente gratuito, completamente a disposizione dei lavoratori del nostro territorio e che non solo ci serve per andare a dare risposte oggettive, ma serve anche a darci una fotografia di come il mondo del lavoro cambia rispetto a un tema che è quello fondamentale, che è quello della qualità del lavoro. Ogni anno, ha sottolineato l'assessore Rosolena, i punti di ascolto supportano migliaia di lavoratori e li accompagnano attraverso un metodo standardizzato per superare il disagio che deriva dal fenomeno mobbing. L'assessore Rosolena ha assicurato la volontà e l'impegno della Regione per investire con decisione su questo tema, partendo dalla rete creatasi con sindacati, associazioni del terzo settore e istituzioni nazionali. Allora, quello che vedete adesso in questa pagina del Piccolo è il progetto di quello che potrebbe diventare l'ex officine Holt in via Gambini, poco distante dall'ITIS. Una corte verde all'interno del comprensorio su cui si affacciano alcuni alloggi e in alto, qui, questo qua, adesso vediamo di ingrandire. Eccolo qua, questo sarebbe appunto uno degli interni e questa è appunto la corte interna, però questo, ripeto, è soltanto il progetto, ecco, insomma, vedremo poi anche in questo caso come la questione procede. Il Comune non paga per l'auto del sindaco, è sponsorizzata Allianz. Ieri c'è stato anche un po', il sindaco era piuttosto arrabbiato su questo. Eccola qua invece la campagna per salvare il Burlo e la pineta di Cattinara. C'è un nuovo coordinamento che è contrario al progetto del polo ospedaliero. Questo coordinamento si è presentato ufficialmente ieri e allora io direi che possiamo far vedere anche in questo caso il servizio. Lunedì 7 agosto alle 10 davanti al Burlo si terrà il primo di una serie di 3 appuntamenti che il neocostituito coordinamento Salviamo il Burlo e la Pineta di Cattinara ha organizzato per la prossima settimana. Faremo 3 presidi che in realtà sono degli incontri informativi con la cittadinanza. I primi 2 in luoghi simbolici, cioè appunto il Burlo, poi mercoledì sempre alle 10 di mattina l'ingresso dell'ospedale di Cattinara e venerdì invece dalle 18 alle 20 in via delle Torri per la cittadinanza. Il coordinamento, cui hanno aderito numerosi soggetti fra quelli da tempo impegnati su queste problematiche, ma anche partiti politici e singoli cittadini e cittadine, ed è aperto a ulteriori adesioni, è sorto per unire le forze nell'affrontare in maniera ancora più decisa, stante il fatto che Asugia è intenzionata ad iniziare la costruzione della sede principale del nuovo Burlo dopo Ferragosto, una questione che da anni si trascina. Tentare di impedire questa follia, di distruggere quasi 400 alberi, tra cui un bosco centenario a Cattinara, per costruire la sede principale del nuovo Burlo con un enorme autosilo sotterraneo, 2 strade laterali e una rotonda d'accesso.
3 le richieste che il coordinamento ha fatto proprie: bloccare l'abbattimento degli alberi della pineta e del parcheggio dipendenti, anticipare la ristrutturazione delle 2 torri, ridiscutere il progetto di trasferimento del Burlo a Cattinara, un progetto che vede la netta contrarietà del dottor Marino Andolina, la cui identificazione professionale con l'ospedaletto è indelebile. Sarà fatta a pezzi la ginecologia, per cui alcune funzioni saranno trasferite addirittura al Maggiore, e in particolare il mio sacro, amatissimo centro trapianti sparirà, perché non hanno disegnato sulla piantina le stanze. Allora, andiamo ancora avanti con la lettura del piccolo. Appalto microaree, c'è solo la quercia, la proposta sarà valutata da una commissione, in ballo 3 anni di attività nel disagio sociale per 1.300.000 euro e in comune c'è stata solo l'offerta di questa cooperativa e si sta allestendo, vedete queste, immagino che il maltempo, come si dice, posticiperà un po' le riprese, però si sta allestendo davanti al Palazzo della Regione il set per la realizzazione del film Heads of State, la produzione di Amazon che si sta girando in questi giorni in città, come potete vedere appunto da queste immagini. Voi, insomma, non è che dobbiate saperlo, ma comunque nella finzione cinematografica il Palazzo della Regione sarà il luogo dove si svolge un incontro al vertice di capi di Stato e da questo incontro parte il film e come vedete ci sono questi piloni, questi pili, dai, perché non sono tanto grandi, dove sono issate le bandiere. Tra l'altro durante il periodo di queste riprese dalla facciata del Palazzo della Regione spariranno le bandiere della Regione, la bandiera italiana e la bandiera dell'Unione Europea. Ancora avanti, nuovi incarichi dalla SUGI a 4 medici. La SUGI comunica il conferimento alla dottoressa Elena Neri dell'incarico a tempo indeterminato di medico pediatra di libera scelta nell'ambito territoriale dei comuni di Trieste, Duino, Aurisina, Sgonico, Morupino, Muggia, San Dorligo della Valle. Ci sono anche dunque altri incarichi. Responsabile della struttura semplice di medicina riabilitativa Monfalcone, dottor Celestino Turco. Incarico di medico del ruolo unico di assistenza primaria a tempo indeterminato nell'ambito territoriale di Trieste alla dottoressa Maria Daniello. E poi c'è anche un incarico per la dottoressa Rita Facchinetti, medico del ruolo unico di assistenza primaria nell'ambito territoriale di Grado. Le tazzine e l'etichetta nel IV secolo vissuto da Gambo, un passo indietro, storico cerimoniere della regione dall'era Comelli alla presidenza Illy, nel 2005 la pensione, quelle deroghe per Cossiga e il principe Carlo, ed è effettivamente un personaggio storico anche per noi, più per noi giornalisti logicamente che non effettivamente per il pubblico che non conosce determinate dinamiche. Già che ci siamo, vedete per la pagina dedicata al territorio, 2 agenti in bicicletta a vigilare fra le Calli e sulla costa muggesana. Credo che abbiamo il servizio anche di questo, possiamo farlo vedere. Un servizio che è stato fortemente voluto da questa amministrazione, direi dal sottoscritto in particolare, perché girare in bicicletta significa essere più vicini alla gente, più monitorare meglio il territorio. Per la prima volta a Muggia è stato istituito il servizio della polizia locale in bicicletta. L'iniziativa, fortemente voluta dal sindaco Paolo Polidori, è stata presentata stamattina dal primo cittadino insieme al comandante della polizia locale Maria Grazia Vergerio. A bordo dei 2 mezzi elettrici gli agenti Matteo e Angelo, che nel periodo estivo monitoreranno il lungomare e il centro cittadino, in un servizio che coniuga gli spostamenti sostenibili con un controllo più capillare del territorio.
A parte il fatto di vedere anche più da vicino la polizia locale, e quindi questo dà anche un'altra immagine e un'altra consapevolezza del fatto che i servizi di monitoraggio sono presenti sul territorio. Ma ci sono delle situazioni specifiche, come ad esempio situazioni che si verificano al Molo T, dove ci sono anche delle situazioni dove certi ragazzi esuberanti, magari con la vista della polizia locale, magari sono dissuasi dal comportarsi in un certo modo, ma anche altre situazioni come le pericolosissimi ingressi delle biciclette contromano qui al Mandracchio e al Porticciolo, sul quale voglio appunto fare un monitoraggio severo, perché veramente sono situazioni pericolosissime, ma anche su situazioni di decoro come l'ingresso che sta avvenendo in maniera un po' troppo esagerata a torso nudo all'interno del centro storico, cosa che è altrettanto vietata dal codice, dal nuovo regolamento di polizia urbana. Ci sono i nostri nuovi agenti che hanno un contratto temporaneo per adesso a Muggia, li ho conosciuti, sono molto motivati, sono persone estremamente valide e penso che faranno, anzi sono sicuro che faranno un buonissimo lavoro. Ancora sul Corriere della Sera, che abbiamo lasciato un po' indietro. Allora, da Fassino a Navalny, altri 19 anni per estremismo, l'oppositore di Putin sconterà la pena in un carcere di massima sicurezza, dice vogliono spaventare voi, non me. Rimpiccioliamo un pochettino così vediamo tutta la pagina. Volevo vedere se per ipotesi anche il Corriere della Sera si occupa di Trump, no, intanto però ci occupiamo di questa lite, diciamo così, fra il leader laburista britannico Keir Starmer e il sindaco di Londra che si chiama Sadiq Khan, rieletto per un secondo mandato. Contestando la ZTL Green, i conservatori sono riusciti a tenere il seggio di Uxbridge. E così, dice il leader laburista, aliena la classe media. La zona emissione ultra basse, questi sono i confini. Dal 29 agosto la zona, diciamo, ZTL si amplia, quindi quasi triplica rispetto alle dimensioni attuali. C'è poi questa iniziativa della figlia di John Fitzgerald Kennedy, che assieme al figlio si è tuffata nel Pacifico per ricordare l'impresa del padre, che a 26 anni nuotò 5 chilometri per salvare il proprio equipaggio. Questo è appunto, ogni volta che si parla di Kennedy c'è sempre quest'aurea di mito, eccetera. Saltiamo pure la pagina del Maltempo su Milano, andiamo piuttosto a questo. Gli oceani mai così caldi, raggiunti i 21 gradi, record della temperatura in superficie, il Mediterraneo e il mare che si scalda più rapidamente, toccati picchi di 28 gradi a luglio. Dalla Corea all'Italia poi c'è tutto un cancellare di tour e raduni per il troppo caldo. In Corea del Sud c'è un raduno scout e sono state tantissime le persone che proprio per l'eccessivo caldo sono state male e hanno dovuto ricorrere all'aiuto dei medici. Lo scontro fra barche ad Amalfi, skipper positivo ad alcol e coca, il gozzo contro il veliero, la morte di un'americana, l'ipotesi è quella di una manovra azzardata. La donna era come si chiama? A capo della casa editrice che pubblica Harry Potter. Ho
Chiudiamo con questa, una frase dal contenuto palesemente sessista, morsa da un cane buongustaio, trascritta su un referto medico dell'ospedale di Merate nel Lecchese, che potrebbe costare il posto di lavoro a chi ha vergato questo referto. Durante la visita il medico che ha controllato la donna si è lasciato andare ad una serie di battute maleducate. Intorno alle 2 di notte, quando la ragazza è tornata dal dottore per la prescrizione della cura farmacologica, lui ha esclamato: non ti ho riconosciuto perché prima ho visto solo l'altra faccia e nel toglierle i punti facciamo anche un bel regalo al medico di base. Il reclamo è stato letto dal direttore generale dell'ASST di Lecco, Paolo Favini, che si è scusato pubblicamente per l'episodio sospendendo il medico. Andiamo avanti con il Corriere, siamo alle pagine di Bianca, eccolo qua, addio a Idris, il volto sorridente della TV. Furto nell'appartamento della contessa, Milano resta una città sicura, dice Matilde Borromeo. La professoressa italiana contro Harvard, diffamata, faccio causa. La professoressa accusata di aver manipolato i dati di alcune ricerche ha fatto causa al prestigioso ateneo statunitense per $25 milioni, accusandolo di aver messo in moto una campagna diffamatoria. Andiamo ancora avanti. Ancora un attimo, vediamo quello che troviamo. Piansi con Madre Teresa, il bandito Cavallero mi disse all'Arsenale Dio esiste. È un'intervista con Ernesto Olivero, che è il fondatore del Sermig. Ha 3 figli e 7 nipoti, ha lavorato in varie industrie nel torinese e in banca fino alle dimissioni nel 1991. Nel 1964 ha fondato a Torino il servizio missionario giovani con la moglie Maria e un gruppo di giovani. L'osservatorio permanente presso la Santa Sede all'ONU lo ha insignito del titolo Servitor Pacis nel 1997 ed è candidato al Nobel per la pace. Chi è? Diego Batantuono, da Viesta a Casablanca con un cammello arrabbiato che portò via un attore. Queste sono le consuete interviste estive. Qui è un'intervista a Diego Batantuono. La foto si riferisce al set della miniserie Il segreto del Sahara. Più di 80 i film in cui nella sua carriera Batantuono, 68 anni, ha recitato. I ricordi meravigliosi nel Gargano con i miei genitori, il Marocco è il posto della mia vita. Allora adesso possiamo fermarci per la pubblicità. Vi ricordo che subito dopo sarà con noi il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Gabriele Cinquepalmi dalle 8 alle 9, poi dalle 9 alle 10 avremo Stefan Ciocc del Partito Democratico. Cioè, è una roba impressionante. Eccoci pronti, già stavamo chiacchierando con il primo ospite che è il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Gabriele Cinquepalmi. Grazie per essere venuto a trovarci. Il numero di telefono è 040 977 8910 e svegliatrieste@tele4.it invece l'indirizzo di posta elettronica cui potete mandare le vostre mail. Allora, io direi Cinquepalmi, cominciamo, poi vediamo poi dove ci porta anche dove ci portano i telespettatori con le telefonate e con le mail. Però partiamo da Piazza della Libertà. Partiamo da Piazza della Libertà perché ormai è palese che il discorso sul Silos con tutta probabilità nelle prossime settimane, nei prossimi mesi diventerà
abbastanza centrale. Insomma. Intanto poi, secondo lei, secondo quella che è la sua esperienza, risolverà poi il problema di Piazza della Libertà? Innanzitutto buongiorno e grazie per l'invito. Adesso finalmente diciamo che anche i proprietari del silos hanno deciso di prendere la situazione in mano. È chiaro che anche con l'evolversi del Porto Vivo, del Porto Vecchio, tutta la zona sta cambiando, sì, e anche gli stessi proprietari pian piano stanno cercando di capire cosa e come sfruttare il silos, perché ricordiamo che quello sarà un contenitore nella nuova zona di Trieste, nella nuova città di Trieste, no? E quindi per fortuna hanno deciso di chiuderlo, di dare una pulizia generale. Il discorso anche legato proprio anche è tutto avvenuto da quando diciamo che il sindaco assieme alla giunta, assieme alla maggioranza sono riusciti a demolire anche la sala Tripkovic. Abbiamo visto che pian piano tutta la zona si sta trasformando, no? Quindi partiamo dalla Tripkovic ai lavori che si stanno adesso facendo nella Piazza Libertà, quindi tutti i lavori di pulizia, di ristrutturazione delle aiuole, del monumento della Sissi, e si spostano anche appunto dei lavori all'interno del silos. È chiaro che qualcuno, magari con interessi economici, vede questo come una cosa negativa per la città, invece io sfido chiunque magari abiti in zona o lavora in zona a essere negativo su quello che si sta facendo adesso all'interno del silos. Questo qua si andrà appunto anche a riallacciare su quello che è stato adesso deciso, che con futuro possibile apertura anche di un hotspot in regione. Quindi diciamo dopo l'apertura degli hotspot non ci saranno motivi che persone senza documenti o persone appunto che arrivano in modo anche clandestino dalla rotta balcanica e stazionano in centro città, pensiamo sia nella zona della stazione ma anche zona rive e tutto. Quindi diciamo che è un altro tassello per diciamo, riportare al giusto equilibrio tutta la zona della stazione. Il problema è comunque resta Piazza della Libertà, sì, no? Perché sì. oggettivamente poi insomma l'assessore Babuder ha anche con una serie di interventi messo in evidenza la questione, no? Sì, diciamo che in Piazza della Libertà magari c'è anche un braccio di ferro, forse anche nascosto, che non è tanto chiaro a tutti i vari concittadini, che tra l'amministrazione e tutte quelle persone che si recano in Piazza Libertà e loro dicono aiutano questi migranti, che non aiutano per niente, perché loro magari portano a mangiare, ho visto anche che fanno manicure, pedicure, curano, però alla fine lasciano là tutto, non è che danno una mano alla città o danno una mano anche a queste persone, perché poi queste persone restano là in Piazza Libertà assieme a tutti i rifiuti che fanno, quindi non è una mano, un aiuto alla collettività e alla città. L'assessore Babuder ha fatto un ottimo lavoro, perché non è giusto sacrificare un'area così importante della città, un'area che per anni ha goduto viveva anche di commercio. Una volta un foro commerciale in zona stazione aveva un valore, adesso vediamo che la maggior parte dei fori sono addirittura sfitti o chiusi e anche i proprietari non hanno neanche interesse a metterli sulla piazza perché non hanno un valore commerciale adeguato. Quindi sono sicuro che nei prossimi anni, proprio grazie a tutti i lavori che si stanno facendo adesso, tutta la zona riuscirà di nuovo ad avere un'importanza commerciale, anche perché la zona della stazione, la piazza centrale, è proprio il biglietto d'entrata per Trieste, e non solo il biglietto d'entrata di Trieste, sarà anche il biglietto d'entrata per il Porto Vivo. Quindi è una zona veramente importante e strategica per l'avvenire della città. Questa idea dell'assessore Babuder di coinvolgere però le associazioni che danno una mano, insomma, mettiamola così,
ai migranti, eccetera, in una sorta di educazione civica, diciamo così, nei loro confronti. A me non sembra peregrina, nel senso è una giusta idea. Poi dopo, se magari parli con loro, ci sono delle obiezioni del genere, non spetta a noi, però forse anche sì, se devo essere sincero. Questo proprio dimostra quello che ho detto prima, no? Da parte dell'amministrazione, da parte dell'assessore Babuder, ma da parte del sindaco, da parte anche del nostro assessore della sicurezza, c'è sempre stata una volontà di, diciamo, suddividere a 360 gradi le problematiche della città, chiamando proprio in causa anche chi in teoria gestisce questa immigrazione, anche immigrazione clandestina, io lo chiamo, perché vediamo che la maggior parte delle persone che arrivano qua senza documenti, mentre dall'altra parte poi troviamo sempre un muro, non pronti a collaborare, dando le colpe magari al Comune di Trieste, all'amministrazione, perché dicono che non si faccia niente, non si va a creare dei bagni, non si va a creare delle strutture notturne, non si va a fare delle pulizie. Diciamo che l'impegno deve essere da ambedue le parti. Il Comune sta cercando di fare il suo, cercando appunto di portare alla luce tutte le varie problematiche, facendo varie pulizie della zona interessata, quindi proprio della Piazza Libertà, ma più e più volte noi abbiamo visto che il giorno di giorno si pulisce e il giorno dopo si trova la stessa identica situazione. Quindi io dico questo: quando noi troviamo le varie associazioni che vanno in Piazza Libertà a mostrare come si gioca, portando il pallone da calcio, mostrando come si gioca, facendo vedere poveri ragazzi stanno giocando in mezzo alla strada, intanto quei ragazzi hanno circa 30, 35, 25, cioè non sono bambini che giocano a calcio nella piazzetta sotto casa, no? Però non spiegano piuttosto che i rifiuti vanno presi e buttati nelle immondizie, non spiegano fuori dalla Caritas che se uno non mangia il cibo confezionato lo può anche lasciare all'interno della Caritas, che lo prenderà qualcun altro. Invece noi troviamo che i bidoni di immondizie fuori dalla Caritas hanno gli alimenti ancora sigillati. Allora io dico questo: questa responsabilità cade sul migrante che prende e poi butta via la pasta e il pomodoro, non si sa per che motivo, ma deve ricadere anche su quelle persone che dicono che danno una mano all'integrazione, perché se dopo tutti questi anni queste persone non hanno ancora capito cosa fare col mangiare che non piace, vuol dire che non è che collaborano più di tanto. Quindi diciamo che la colpa ognuno dovrebbe un po' guardare anche dentro casa sua. Spostiamoci un attimo in un'altra zona, sempre per sottolineare una situazione di degrado venutasi a creare. Quello è un altro tipo, se vogliamo, di problematica, e riguarda via Bonomo. Sì. Anche lì intanto il Comune è intervenuto con, credo, come si chiama, con un'opera intanto di ripulitura, perché poi è vero anche questo, no? Nel senso che se trovi... Comunque, c'è una telefonata, sentiamo la telefonata, eventualmente su via Bonomo torniamo. Buongiorno. Buongiorno, sono Franco Lega da Udine Nord. Buongiorno signori, buongiorno ai triestini e buongiorno ai friulani. Possibile che avete messo due agenti per controllare chi adesso ho visto praticamente una replica? Possibile? E non è possibile invece metterli sulla frontiera a controllare chi entra con i documenti o senza documenti? Ma se la Meloni ha detto, se Salvini e la Meloni hanno detto che nessuno deve entrare senza documenti, voi perché non fate vostro questo discorso e mettete lì degli agenti a controllare? È inutile dopo recriminare perché lasciano sporco eccetera. Già cominciamo già da di lì a eliminare certe persone che non hanno i documenti. Voi non dovete fargli la verginità a questi qui che non hanno i documenti, perché se buttano via i documenti chissà cos'erano prima. Mettete a terra questo discorso che diceva la Meloni: non entra nessuno a casa mia, nessuno entra senza documenti, senza che io veda cosa
Ma perché quando siamo in società, quando siamo nello Stato, entrano tutti? Ma possibile che siete così tu, o tu, sì, possibile? Voi forse del coso lì, adesso mi scappa il nome, Fratelli d'Italia, perché non fate questo che ha detto la Meloni? Okay. Cosa state lì a far flanella? Cosa state lì a fare? Deve fare solo lei, ma lei non può arrivare dappertutto. Chi fa da sé fa per tre. Svegliatevi un po', svegliatevi. Eccoci. Poi... Allora, grazie. Il signor Franco si riferisce, facendo un po' tutta l'erba un fascio, all'istituzione di 2 vigili in bicicletta a Muggia con compiti di polizia locale che non sono i compiti, cioè la polizia locale non è che possa andare sui confini, cioè, insomma, si vede che certe cose non passano. Fa coppia, diciamo così, con quest'altra riflessione un po' più articolata, devo dire la verità. Dice il signor Piero: inviterei il governo nazionale a proporre un referendum per indire una legge che difenda gli italiani dai soprusi di ogni genere provocati dai clandestini. Gli italiani di ogni luogo, ma in particolar modo triestini e lampedusani, stanno subendo un'invasione non voluta ed un'escalation di illegalità alla quale un popolo civile non è abituato. Questa mail mi trova pienamente concordante, nel senso che più di qualcuno che non è assolutamente d'accordo con questa rotta sull'accoglienza, sull'immigrazione clandestina, si trova a subire queste scelte. Io penso anche a tutti i nostri concittadini che abitano sulle linee di confine, quindi penso a Fernetti, San Dorligo, Muggia. Più volte si sono trovati queste persone nel giardino di casa propria. E dopo arriva qualcuno che magari abita in zona San Vito, abita al 4º piano, 5º piano con una bella terrazza a vista mare, che dice è giusto dargli una mano. Sì, è giusto dargli una mano. Cioè io che abito a casa mia mi ritrovo in giardino, è chiaro che non sono contento. Tu nel tuo bel attico guardi dall'alto e dici no, ma bisogna aiutarli. Allora, io oltre a un referendum proporrei proprio che chi è d'accordo può fare una lista, può dare dei nominativi in comune o in prefettura e vedere quanti che poi si li prendono a carico proprio. Cioè, quindi mi trovo pienamente d'accordo su questo, che noi stiamo subendo un'immigrazione clandestina. Poi anche parlano del discorso che noi abbiamo bisogno di immigrati perché ci sono dei lavori e perché non si trova più operai, non si trovano più persone, ma queste persone che arrivano poi anche mettono in confronto con la Germania, che in Germania trovano lavoro, perché la Germania seleziona le persone prima che entrino, prendono le persone che hanno i documenti, prendono famiglie con bambini, quindi marito, moglie e figli con i documenti, hanno già un'idea se sanno più o meno fare un lavoro e in base a questo fanno dei permessi d'entrata, cosa che invece noi qua a Trieste, ma non solo a Trieste, pensiamo anche a Lampedusa e poi con tutte le varie smistamento dei clandestini, ci troviamo a subire, quindi noi non possiamo dare del lavoro a persone che non sappiamo neanche chi sono. Questi qua quando appunto arrivano buttano via i documenti, danno dei nomi falsi, noi non sappiamo perché queste persone sono andate via, se queste persone sono dei delinquenti, se queste persone hanno voglia di lavorare e per quanto posso vedere purtroppo questa volontà non c'è e addirittura io sento anche da parte dell'opposizione dire beh ma ci sono tanti italiani che poi vanno via del paese, è giusto sostituirli. Già questa parola di sostituzione mi fa venire la pelle d'oca. Poi io ricordo che gli italiani che vanno all'estero con i documenti e con una certa formazione. Tu non vai in Australia o in America presentandoti alla porta senza documenti, dicendo so qua, fammi lavorare. Non è così, ti presenti con tutti i vari documenti in regola, con addirittura anche i documenti sanitari dove sono in regola e in base alle tue caratteristiche, se hai la possibilità, non hai la possibilità di mantenerti, se sai fare un lavoro puoi entrare, cosa che noi qua in Italia in questo momento stiamo subendo, ma la stiamo subendo anche da parte di tutta l'Europa, perché ormai abbiamo visto che l'Italia è diventato il magazzino dell'Europa per quanto riguarda i migranti, poi i vari paesi scelgono chi prendere e chi non prendere. Sentiamo chi è in linea, buongiorno. Buongiorno, mi sente? Sì, prego. Allora, volevo chiedere al suo ospite, è una delucidazione. Ieri ero in un supermercato
non voglio dire il nome, a Monfalcone. Davanti a me erano 2 signore del Bangladesh con 3 figli a testa, e le ragazze, veramente le figlie che sui 12-13 anni parlavano perfettamente l'italiano, mentre che la mamma non lo sapeva, e con la carta, quell'ultima dedicata a te, hanno fatto circa 160 euro a testa di spesa, a parte tutte le cose che non possono essere comprate con quella tessera. Perché viene dato tutto agli stranieri e non a tante persone che abitano a Monfalcone? Poi questi sappiamo benissimo come fanno l'ISEE, prendono i soldi che viene dato anche loro dallo stipendio, non lo tengono in banca, quindi così non cresce l'ISEE, perché non vengono fatti dei controlli. Si ricordi, caro signore dei Fratelli d'Italia, eravate al 3, siete arrivati al 30, ma in un attimo ritornate al 3, perché allora i porti chiusi, non c'è un porto chiuso, sono tutti aperti. Trieste è invasa ormai dagli immigrati. Arrivederci, spero che arrivate almeno al 4 alle prossime elezioni. Buongiorno. Allora, buongiorno signora, grazie per questa sua telefonata critica, giustamente dal suo punto di vista. Per certe cose ha ragione, nel senso che determinate cose vanno date agli stranieri e di meno agli italiani, ma anche perché ci sono più stranieri. Cioè, a presentare richiesta di domande, di aiuto, proprio a Monfalcone ad esempio, ci sono più stranieri che italiani, quindi per un discorso proprio di numeri vengono aiutati di più gli stranieri, e questo per quanto mi riguarda non trova assolutamente il mio favore. Tanto è vero che la Regione aveva cercato di spostare il limite di 10 anni almeno di residenza, per poter usufruire anche del bandiater, poi per un discorso nazionale sono stati riportati a 5 anni. No? Bisogna assolutamente cercare di cambiare le politiche di questi ultimi 20 anni, però a differenza degli altri partiti, a differenza anche degli altri governi, il governo che oggi sta governando in Italia può permettersi una visione più lungo termine, nel senso che tutte le cose fatte bene devono essere pianificate e costruite, perché non ci sono proprio. Quindi avere adesso fretta di fare qualcosa giusto per mettere la bandierina è sbagliato. Cioè, il centrodestra è un anno al governo, quindi deve cercare anche di mettere le basi e costruire una casa solida. In un anno non si riesce a fare niente. Noi non abbiamo paura, non abbiamo timore di perdere voti se pensiamo di essere nel giusto. Quindi le cose bisogna, come anche il discorso fiscale, bisogna cercare appunto di costruirle nel tempo per dare una base solida e duratura, perché determinate cose proprio adesso non ci sono. Quindi pensiamo al reddito di cittadinanza, ad esempio. È stato voluto fare giusto per fare la bandierina, per dire abbiamo fatto questo, ma abbiamo visto che è stata una cosa completamente sbagliata, costruita male, non avendo nessuna base, nessun muro perimetrale che permetta che questa casa stia in piedi. Quindi le cose devono essere fatte nei giusti tempi, con i giusti crismi, e prendendo anche magari del tempo, e purtroppo sono sicuro di questo, noi non possiamo immediatamente accontentare tutti, ma col tempo si cerca appunto di avere una visione giusta e costruire le cose come vanno fatte. Sul reddito di cittadinanza, no, c'è una telefonata, sentiamo chi è in linea. Buongiorno. Pronto, buongiorno, mi sentite voi? Sì, buongiorno, perfettamente. Sì, perché io non vi sento, penso dipende da voi o dai microfoni, si sente lontanissimo e molto male. Quindi io parlerò e poi casomai ascolterò dalla TV la risposta. Certo. Volevo chiedere al suo ospite, visto che ho tentato di tirar fuori questo argomento, ma nessuno mi ha dato, non dico una risposta, almeno un'opinione che penso sia una cosa da poter dare, riguardo l'OMS, no? Si sa che nel 2024 ci sarà questa riunione e si sa benissimo che l'OMS ha chiesto più poteri, almeno chi è un po' informato queste cose le sa.
E volevo chiedere al suo ospite, non se sa perché naturalmente lo saprà, insomma avrà un minimo di informazione, presumo, no? Che un Paese membro, se non respinge esplicitamente le modifiche previste nell'arco temporale di 10 mesi, va a finire che questo viene preso come automatico, nel senso che entrerà automaticamente in vigore se si rimane passivi. Siccome questa organizzazione si sa che è più gestita dai privati, o le offerte di denaro sono dai privati e non è una cosa pubblica, questa cosa, oltre a me e altre persone che conosco di cui ho parlato, è molto preoccupante. Quindi anche se lui non saprà naturalmente tutte queste cose, perché magari non è il suo argomento, la cosa di cui si occupa, mi scusi, potrebbe almeno darmi un'opinione e dire come si pone verso questo trattato? Questa è la mia domanda. Grazie, buongiorno. L'OMS è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, se ho capito bene. Beh, insomma, si è abbastanza screditata. Sì, diciamo che in questi ultimi 2 o 3 anni l'OMS ha già dato chiara dimostrazione di cosa è capace e di cosa non è capace. E anche i vari direttori dell'OMS non hanno fatto una granché bella figura, quindi per quanto mi riguarda non è un'associazione che dovrebbe dettare legge sulla sanità mondiale, soprattutto guardare anche negli stati a casa degli altri stati, quindi come la sanità dovrebbe essere appunto decisione propria, decisione singola di ogni stato, e dopo tutto il più potrebbe anche poi essere spostata con determinate regole a livello europeo, perché pensiamo proprio a quello che è successo 2 anni fa, era meglio cercare una soluzione a livello globale, almeno nei paesi di confine. E diciamo che appunto l'OMS in questo momento si è abbastanza screditata da sola, non vedo perché dovrebbero chiedere, cioè loro possono chiedere quello che vogliono, poi uno Stato è difficile, cioè secondo me non dovrebbe assolutamente assecondare qualsiasi cosa che viene richiesta dall'OMS. Non so poi se il termine più poteri che cosa può voler dire. Sì, anche perché in teoria le decisioni poi ricadono agli stati singoli. Io qua ho guardato un attimo in rete, c'è una richiesta del direttore generale che parla della necessità di un'azione urgente e congiunta per contrastare gli effetti negativi del cambiamento climatico dopo il mese di luglio. Cioè, probabilmente l'OMS... Non credo che si riferisca a questo la telespettatrice, però insomma mi pare appunto sì che la gestione dell'emergenza coronavirus eccetera insomma è stata abbastanza fallimentare. Per far vedere di esistere fanno sempre vedere che c'è qualche catastrofe. Adesso parlano appunto prima c'era il coronavirus, adesso c'è il cambiamento climatico, insomma danno sempre questi allarmi per dare probabilmente una scusa nell'esistere. Ecco. Allora, emergenza clandestini sotto gli occhi di tutti, dice Giorgio Marchesic, che mi scambia per Gullotta, per dire la verità. Abbiamo visto le buone proposte del sindaco inerenti alla salvaguardia e alla pulizia di Piazza Libertà, non sono servite a nulla perché non facciamo delle manifestazioni di protesta contro questo sconcio. Allora, Piazza Libertà non è finita, cioè, i lavori in Piazza Libertà non sono finiti, quindi diamo anche un po' di tempo al tempo. E queste invece, tutte le nostre dimostrazioni anche da parte della politica qualcosa servono, perché voglio ricordare che se non era per noi di Fratelli d'Italia si cercava di creare un dormitorio in quella zona, noi abbiamo bloccato anche questo e di questo ne sono fiero. Adesso abbiamo, grazie anche all'interessamento della 6ª circoscrizione, abbiamo, parlando con il nostro assessore alla sicurezza, la Caterina De Gavardo, siamo riusciti ad allargare anche il DASP urbano, cosa che invece per l'opposizione è stato uno sbaglio, perché loro parlano molto di educativa di strada, mettere soldi nell'educativa di strada perché queste persone devono essere aiutate, devono essere comprese, bisogna spendere soldi per queste persone, come lo ha ribadito anche il nostro capogruppo in comune, noi faremo di tutto perciò che non vengano messi più soldi
in questa storia dell'educativa di strada, perché abbiamo visto che non serve assolutamente niente. Cioè tu non puoi prendere persone che vanno al CERT, persone che neanche non vanno, che non sono neanche seguite magari, che però stanno tutto il giorno sotto case, sotto i vari appartamenti, sotto i vari condomini con 10-20 bottiglie di birra, sono là tutto il giorno, fanno confusione. Cioè l'educativa di strada dovrebbe essere tutt'altro, cioè io posso spendere soldi per aiutare queste persone ad uscire da questo tunnel, diciamo, però se tu vai a prendere persone che ormai sono qua, che hanno 45-50 anni, che trovi distese per terra con bottiglie di birra, che gridano tutto il giorno, non puoi mandare il ragazzo di 20 anni che gli spiega questo devi fare o questo non devi fare. Cioè purtroppo la zona di via Bonomo, che prima era la stessa dei giardini delle strade di Guardiella, diciamo, stanno soffrendo la storia dell'ex manicomio, dell'ex OPP, che appunto sono tutti quanti là, il CERT, il centro alcolisti. Queste persone arrivano e poi non sono seguite all'esterno. Quindi allargando il discorso del DASP urbano, cosa che appunto anche chi ha potuto assistere alla commissione della sesta circoscrizione, e diciamo che i residenti non sono per niente contenti di quello che io, addirittura c'era una persona arrabbiata, ma giustamente, dico io voglio sapere chi ha votato contro il DASP urbano, vado sotto casa sua, porto spese mie una cassa di birra e lascio qua questa marmaglia di persone tutto il giorno a urinare sui muri, a far casino, a far schiamazzi. Purtroppo tante di queste persone hanno anche dei cani che sono particolari, razze particolari, lasciati liberi. Più di una volta sono successe varie problematiche anche con residenti, appunto anche mi viene in mente la classica anziana che magari è il cagnetto piccolo che cammina, arrivano questi qua col can in grande taglia libero che non sanno neanche in che dove stanno passeggiando e sono veramente, tutta quella zona era lasciata a se stessa. Quindi con l'allargamento del DASP urbano non è la soluzione, non è sicuramente quello che risolverà, ma è un tassello in più per riuscire ad aiutare i residenti. Non so se c'è se c'è ancora una telefonata in linea. Pronto? Pare di sì, però. Pronto? No, non sembra di no. Allora, visto che è tempo, andiamo in pubblicità. Allora, rientriamo in studio assieme a Gabriele Cinquepalmi, consigliere comunale di Fratelli d'Italia. Abbiamo così trattato anche l'argomento via Bonomo. Parliamo un po' di turismo. Sì. La città insomma, quest'anno è palese che sia diventata una meta turistica molto, molto ambita. Poi dopo, se vogliamo, quando in una città vengono girati film su film, significa che insomma, sta cambiando un pochettino la considerazione della città anche nel resto del paese, per certi aspetti persino nel resto del mondo, se vogliamo. Domanda un po' così: è tutt'oro quello che luce? Allora, da una parte direi proprio che è oro, nel senso che è chiaro che porta dei disagi a chi era abituato a una città ferma, a chi non ha magari una visione del domani, a chi ovviamente magari abitando in qualche strada che adesso è più frequentata sente dei disagi, però per un discorso economico, se io penso che quando ero piccolo, quindi io ho 44 anni, se penso già non tanti anni fa, ma a 20 anni fa, quando andavo in giro per l'Italia, magari conoscevo gente, dicevo io sì, abito a Trieste, la maggior parte delle persone non sapevano neanche dove era Trieste, pensavano che Trieste ad esempio era in Slovenia. Sì, ecco, sì. Adesso qualsiasi persona che gli si dica il nome Trieste sa benissimo di che città stiamo parlando e sa
come è fatta? Io ho la fortuna di avere un bellissimo lavoro che mi porta a contatto con altrettante persone, magari turisti che vengono appunto anche, non solo dall'estero ma anche del stesso nostro paese, no? Tutte queste persone mi fanno i complimenti per come Trieste. Noi non lo vediamo perché siamo abituati, ma Trieste è una città che, chiaro, abbiamo parlato dei problemi della Piazza Libertà, abbiamo parlato della Via Bonomo, ha dei problemi, ma dall'altra parte Trieste è la città dove la segnalazione di un cartello stradale lasciato là 2 settimane dà fastidio, no? Quindi se i cittadini si accorgono che un cartello è fermo là da 2 settimane, vuol dire che non ha problemi. Cioè, pensiamo alla città di Roma. La città di Roma non se ne accorge se un cartello stradale è lasciato là abbandonato da 2 settimane. Quindi è il rovescio della medaglia. Trieste, a detta da tutti i turisti che arrivano, è una città pulita. Siamo ancora una città sicura, ecco. Bisogna stare attenti in certi posti, in certi orari, però anche se pensiamo ad una ragazza che esce di sera è sicura, e quindi io credo che tutto questo turismo sta portando una nuova luce a Trieste. C'è chi si lamenta, c'è chi dice che bisognerebbe portare un turismo più d'élite, magari la stessa opposizione ci rimprovera che a Trieste non venga fatta una selezione turistica, che si punta alla quantità e non alla qualità. Io dico che bisogna cercare di portare un turismo a 360 gradi, bisogna portare eventi particolari, concerti magari anche di un certo tipo, concerti dell'orchestra di Vienna, musica classica, sì, ma bisogna anche portare cose per i giovani, quindi DJ set, feste, perché bisogna cercare appunto di portare una veduta più ampia di quello che può essere Trieste, perché Trieste si presta a questo. È una bella città, circa 200.000 abitanti, non ha un centro unico, Trieste è un centro più ampio, perché se noi parliamo vediamo anche tutti i vari appuntamenti con Trieste Estate che sono stati fatti nei rioni di Trieste, però non è che erano dei rioni chiusi a se stessi, non è che quello che è stato fatto in via del Carpinetto a Servola hanno partecipato solo i servolani, sì. Ecco, perché Trieste è una città che, per quanto ospiti appunto 200.000 abitanti, è abbastanza vicina, gli spazi sono, sì, ecco, sì. Uno non ha problematica a spostarsi da Roiano a Servola, quindi si può pensare appunto di portare ancora più eventi in giro per la nostra città. C'è molto turismo dovuto anche al discorso delle navi bianche, che per qualcuno anche questo è un problema, dà fastidio perché magari hanno portato via dei parcheggi. Da una parte ci dicono che bisogna togliere i parcheggi dal centro, quando lo facciamo ci rimproverano che abbiamo tolto i parcheggi dal centro, quindi anche qua non si può ovviamente accontentare tutti. Poi il discorso turistico secondo me è una scienza economica, cioè non è una cosa che esplode da un momento all'altro senza aver mai seminato niente. Il lavoro del turismo lo ha iniziato benissimo, voglio fare un applauso per quanto lui aveva fatto l'assessor Bucci, portando le navi bianche a Trieste, e non solo, avendo una visione più ampia di quello che può essere Trieste. Io ricordo l'assessor Bucci quando parlava, ma sicuramente una quindicina d'anni fa, forse più, che parlava del tram di Opicina, diceva che il tram di Opicina non è un mezzo di trasporto per la città, ma è un mezzo di trasporto da girare al turismo, far pagare un biglietto turistico, magari con anche uno quando arriva su Opicina, magari con dei pullman, portarlo nelle varie smizze, fare un biglietto unico con una degustazione. Quella volta mi ricordo che tutti gli hanno mandato di matto, cioè cosa parla questo, il tram turistico? Abbiamo visto che il tram ha un interesse magari più turistico che per la stessa cittadinanza, perché ricordiamo che chi abita a Opicina ha sempre usato l'autobus. C'è il problema di via Romagna, no? Quelle zone di via Romagna un po' più interne, quelle sono servite solo dal tram di Opicina. Quelle sono servite solo dal tram di Opicina, chiaro. Però il discorso appunto era proprio questo, quindi
e questo si può anche riallacciare l'Eurovia. Sicuramente darà fastidio a qualcuno, come a me personalmente ha creato problemi la costruzione della sopraelevata. A me quando hanno costruito la sopraelevata hanno portato via il terreno della pizzeria, c'è stato per un buon periodo si è lavorato di meno, però l'interesse collettivo viene prima. È chiaro che se uno mi domanda a me ti ha dato fastidio? Sì, ma oggi si può rinunciare alla sopraelevata? No, assolutamente. E il stesso discorso vale anche per l'Eurovia. L'Eurovia servirà per un trasporto urbano più veloce. È chiaro che adesso uno non sa cos'è l'Eurovia perché non ce l'abbiamo. Una volta che ci sarà magari sarà un altro discorso. L'Eurovia poi potrà avere anche un interesse turistico, magari con un biglietto diversificato, andando su magari a Opicina col tram e scendendo poi con l'Eurovia. Cioè è un discorso che, stesso discorso che ho fatto prima, non si può avere una visione a 2 anni, a 3 anni, perché sennò veramente la politica bisogna guardare un po' in bisogna avanti. vedere anche oltre il decennio. C'è una cosa che volevo chiedere, per esempio parlando di giovani, no? Io non riesco a... È innegabile che comunque in città spazi dedicati ai giovani sono pochi. Io mi domando se che cosa osta, per esempio, nel dedicare, nel trovare e nell'allestire e poi certamente anche nel prendersi la responsabilità, nel mettere a disposizione dei giovani qualche capannone, magari di qualche fabbrica che purtroppo ha chiuso, eccetera, e magari poi là con una supervisione poi consentire a dei gruppi, magari non so, di suonare, di fare arte, eccetera. Tutti questi discorsi qua calano proprio a pennello, perché diciamo, rientrano anche un po' nel mio ambito lavorativo, no? Dicono il comune deve fare discoteche, il comune deve creare posti per i giovani, il comune deve creare aggregazione dei giovani. Non è così, nel senso che il comune ha completa disposizione. Se viene l'imprenditore e decide di fare un mega concerto, una mega festa, il comune si mette a completa disposizione aiutando il più possibile questo imprenditore. Poi il problema di fondo, e lo dimostra anche il fatto che ad esempio in regione hanno chiuso tantissime discoteche, penso il Mirò a Lignano, che era la discoteca più grande della regione, ma non solo nella regione, penso anche alla Riviera Romagnola, ma in tutta Europa hanno chiuso tantissime discoteche, perché il discorso della discoteca, ad esempio, non sta più in piedi. Questi grandi contenitori non stanno più in piedi, ma per un discorso di base, mentre una volta a 20 anni il 60%, il 70% dei giovani lavorava, ecco, adesso fino ai 20-25 le persone stanno completando gli studi. Quindi personalmente se io devo andare a chiamare dei DJ, devo chiamare la sicurezza, ci sono veramente delle regole difficilissime e costano tantissimo. Se poi queste persone non consumano, il locale, la discoteca, la serata non sta in piedi. Ecco, quindi il comune si mette a disposizione per determinate cose, mentre deve esserci l'interesse del privato a costruire gli spazi. Dopodiché è vero, sì, io ho fatto anche l'esempio con Trieste Estate, Piazza Verdi, piena di gente, concerto dell'orchestra, bellissimo, una cosa eccezionale, bel da vedere, ma la persona che si va a sedere e si gusta il concerto, poi a fine concerto o durante il concerto non si alza e va nel bar a consumare, finisce il concerto, si alza e va via. Quindi per quella serata sì, io come comune ho creato uno spazio, un contenitore per le persone, si sono divertite a costo zero, ma gli imprenditori della zona non sono contenti. Per questo io dico, le stesse serate in Piazza Verdi si può creare 3-4 concerti, diciamo, culturalmente elevati, ma non bisogna lasciare fuori, non bisogna dimenticare spazio per i giovani. Ecco, perché anche i locali e tutta la zona limitrofa ha bisogno appunto di ossigeno per vivere. Siamo alla prossima telefonata, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Niente, volevo ringraziare il Bosatti per il bel servizio che ha fatto in via d'Angeli con i bottini
a 1,5 metri dalla cucina. Proprio un bel servizio e lo ringrazio. Peccato che non eravamo anche noi, perché così si poteva suggerire dove poterli sistemare, visto che tra Scalabonghi e Via dell'Ermano ce ne sono ben 5, mentre tra Scalabonghi e Via Revoltella c'è uno soltanto. I bottini potevano essere portati all'altezza del numero 33 e rientrava nel regolamento comunale dei 300 metri. Comunque, Posasti, tante grazie per il servizio fatto. Grazie, allora poi riassumo, riassumo un attimo. In via, non mi ricordo mai se via d'Angeli o via Angeli, mi pare che sia via d'Angeli, c'è un'isola ecologica che è posizionata veramente a poca distanza da una villetta, e logicamente il proprietario della villetta certamente facile nel buttare, perché insomma delle volte forse dalla finestra se mira bene riesce, però noi siamo andati l'altro giorno che non era una giornata particolarmente calda e oggettivamente c'era un odore sgradevole, mi immagino col caldo, con l'umido eccetera. Il nostro telespettatore suggerisce appunto di spostare quest'isola ecologica un pochettino più verso via Revoltella, dove ci sarebbe spazio e dove non darebbe fastidio alle abitazioni. Poco più su di quest'isola ecologica in via d'Angeli ce n'è un'altra che però è posizionata, però le case non sono, diciamo così, vicine e quindi non c'è questo tipo di problema, insomma, quindi poi vedremo magari se si riuscirà a combinare qualche cosa in questo senso. Prego. Se posso rilacciarmi anche sul discorso di prima, no, di quanto il comune può fare o non deve fare, no? Questo e quanto succede anche adesso, è successo proprio sia in Consiglio Comunale che in fase di commissione per quanto riguarda Altura. Per quanto riguarda? Altura. Adesso alcuni membri dell'opposizione hanno presentato degli ordini del giorno, degli emendamenti dove chiedeva al comune di acquistare parte dell'immobile che oggi è di un privato, parliamo delle ex-coop, okay? Le ex-coop sono state vendute dopo il fallimento, chi le ha acquistate doveva fare una casa di riposo, adesso per X motivi i lavori sono bloccati, non è magari più conveniente farli, sono cambiati tantissimi regolamenti all'interno delle case di riposo, quindi magari portare a compimento l'immobile è difficile. Allora ci viene chiesto alla collettività, perché non viene chiesto a Gabriele Cinquepagli, ma viene chiesto alla collettività da acquistare l'immobile per poi fare qualcosa. Cioè, queste qua sono richieste, sì, sono belle da dire, perché io vado ad Altura, sì, adesso mi sono interessato, adesso farò io comprare l'immobile del comune, farò fare io spazi per l'aggregazione, farò fare questo, farò fare quest'altro, farò aprire un bar, farò aprire un supermercato, ma non è così. Cioè, il comune e soprattutto anche i consiglieri comunali che hanno proposto questo non fanno parte di un immobiliare, cioè su quanto era scritto sull'ordine del giorno addirittura ci dicevano che comprare l'immobile da questo privato, a quanti soldi comprarlo per poi mettere, cioè qua siamo al limite, cioè non siamo noi degli imprenditori che dobbiamo lavorare con i soldi della cittadinanza, quindi dobbiamo veramente stare attenti e muoverci dove possiamo stare. Il comune non può creare imprese, il comune non può fare spazi aggregativi né per i giovani, cioè il comune deve creare le condizioni che questi poi si formino. Ecco. Abbiamo una telefonata? Buongiorno. Pronto? Prego. Mi sente? Sì, perfettamente. Bene, mi chiamo Gabriella Corva e abito in Altura. Mi sembrava di aver sentito qualche cosa in Altura adesso che parlava il signore. E volevo chiedere una cosa, no? Una volta era abbastanza ben fornita, ora siamo veramente solo con una farmacia e una piscina e con posteggi che poi la piscina stessa occupano dei condomini. Quindi la mia domanda è: si può fare qualche cosa in Altura di poter
tornare, diciamo così, almeno un poco a quello che era in principio un centro piccolo commerciale? Ecco, tutto qua. Giusto, siamo proprio caduti. Ad Altura purtroppo una volta c'erano 2 supermercati ad Altura. Ok, c'era le Coop piccole Altura Alta e le Coop grandi Altura Bassa. Nessuna delle 2 Coop è riuscita a stare in piedi, pensiamo appunto al fallimento delle Coop. Dopo il fallimento la Coop Alta, che era piccola, comunque non è riuscita a stare in piedi. Ma questo perché? Perché la gente non ci andava. Non è colpa del comune che chiude un'attività, pensiamo anche alle difficoltà che adesso ha Zazzaron. Ecco, quindi non è proprio, anche qua non è che è colpa del comune per questo. C'era un bar ad Altura, e lo conosco benissimo, c'era una pizzeria anche ad Altura, c'erano appunto la farmacia che c'è ancora e purtroppo di questo, ad esempio, chi aveva comprato, rilevato le Coop dopo il fallimento ha fatto chiudere il bar. Ecco, adesso ci dicono che il bar doveva restare aperto, ma noi lo sapevamo già che il bar doveva restare aperto. Ma se là un privato compra da un fallimento e decide di fare un investimento e poi nel corso d'opera lo cambia, purtroppo il comune non ha colpe di questo. Il comune sì, può cercare di migliorare il collegamento, il marciapiede, la pulizia, lo sfalcio delle aiuole, questo è a capo del comune, ma il discorso di portare il commercio all'interno del Altura, si è cercato di fare una cosa, si faceva una volta per settimana proprio nel posteggio della piscina, un mercato, non è riuscito a stare in piedi. Ecco, perché probabilmente non è, cioè, magari il mercato di Borgo San Sergio è più ampio, però anche il mercato di Borgo San Sergio in questo momento soffre, non è lo stesso mercato di 10 anni fa, 15 anni fa. Ecco, quindi ci sono stati fatti più esperimenti anche da parte del comune, ma l'investitore non risponde, perché purtroppo l'investitore ha dei numeri, deve stare in piedi, deve fare le paghe, deve pagare le spese, deve pagare le tasse, e oggi come oggi questo risulta essere difficile. Allora, c'è una domanda che le chiedeva un'opinione sulla questione Burlo-Catinara. Sì. Per quanto riguarda il discorso Burlo-Catinara è un po' complicato, nel senso che ormai da più anni si parla appunto del trasferimento del Burlo a Catinara. È chiaro che questo può spaventare alcuni che sono abituati ad andare al Burlo, che hanno magari un legame anche sentimentale per quanto riguarda l'ospedale del Burlo. Se poi pensiamo a un livello di emergenza, se noi pensiamo a un livello di struttura, probabilmente spostare l'ospedale infantile vicino al polo ospedaliero di Catinara è una cosa più funzionale. Noi pensiamo, se abbiamo un'emergenza, anche il trasporto, l'ambulanza, non possiamo oggi come oggi pensare che un'ambulanza passi per San Giacomo. Ecco, io purtroppo ho visto anche mi è toccato da vicino il discorso che si è andati al Burlo, poi dal Burlo in urgenza c'è stato un trasferimento a Catinara, cioè il discorso è difficile, magari il Burlo oggi come oggi si presta più a un discorso ambulatorio e un discorso anche di studio. È chiaro che non può essere demolito il Burlo e non se ne fa più niente. Riuscire secondo me a concentrare tutto il discorso sanitario in un unico polo per quanto riguarda l'assistenza sanitaria è un valore aggiunto, e anche qua ed è chiaro che non tutti poi potranno essere contenti, potranno essere soddisfatti. C'è chi si lamenta appunto dell'abbattimento dei 400 alberi, ogni anno a Trieste ne piantiamo di più, è chiaro. Dicono che la zona di Catinara è già stata soggetta a disboscamenti, per quanto riguarda la superstrada, per quanto riguarda le varie strutture appunto costruite a Catinara, però se uno anche fa con Google Maps guarda l'alto la zona di Catinara, diciamo che non è inondata di cemento. Ecco, quindi siamo ancora abbastanza
È chiaro che dispiace, è chiaro che bisognerebbe trovare delle soluzioni più inclusive per quanto riguarda anche lo spazio verde, però non dobbiamo noi vivere nell'ossessione di determinate cose che non si possono fare. Faccio un discorso, mi sposto a Piazza della Libertà. Una volta era venuta fuori l'idea di spostare la Piazza della Libertà adiacente alla stazione. Uno mi dice, cosa si sta parlando? Se noi spostiamo la Piazza Libertà, la congiungiamo con la stazione, sì. per poi proseguire da Viale Miramare e andare davanti a Piazza Libertà e quindi non passare più dietro, noi avremmo avuto una piazza che chi esce dalla stazione non deve immediatamente attraversare, quindi pensiamo a un discorso di sicurezza, e dalla stazione in poi, cioè uscendo, si avrebbe avuto una veduta, una piazza assolutamente bellissima. Tutto questo non è stato potuto fare perché si doveva tagliare 3 alberi. Ho capito. Ecco, sì, è vero, abbiamo bisogna capire, però non dobbiamo essere veramente con la mentalità chiusa e vedere solo quei 3 alberi, perché poi pensiamo che in un'altra regione per fare una pista ciclabile in nome del green stanno radendo al suolo un bosco. Ecco, quindi dipende poi chi porta avanti queste opere. Tante volte se queste opere vengono portate avanti dalla sinistra comunque si può fare, comunque è green. Se queste cose vengono portate avanti da un governo di destra, centrodestra, queste cose noi siamo dei talebani della natura. Quindi bisognerebbe essere un po' più obiettivi su quanto che poi si vuole portare come risultato finale e vedere un po' più ad ampie vedute. Ecco. Allora, io leggo questa mail che insomma a me diverte un pochettino. Dice: buongiorno Sveglia Trieste. Complimenti al vice direttore Avarino per aver condotto in questi giorni la trasmissione Sveglia Trieste, bravo, 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 tanto bravo. Quindi oggi vi tocca, ci sono io, anche un'altra persona non va bene come conduco, insomma pazienza, io qua sono, abbiate pazienza, al sabato ci saremo noi, insomma. Allora, siamo in chiusura tra l'altro di questa prima parte, insomma, quindi io ringrazio Gabriele Cinquepalmi per essere stato con noi. Grazie Umberto, grazie. Buon lavoro e buona domenica. Grazie altrettanto. E dopo la pubblicità cambiamo ospite, sarà con noi come annunciato Stefan Ciocca, che è consigliere comunale anche lui del Partito Democratico. Allora, come annunciato ci ha raggiunto il secondo ospite di oggi, che è Stefan Ciocca, consigliere comunale del Partito Democratico. Grazie per essere venuto nei nostri studi. Io direi, prima di affrontare il discorso che fra l'altro era già venuto fuori un pochettino con Cinquepalmi del DASPO urbano, volevo chiedere anche a Stefan Ciocca un'opinione sulla questione giovani, nel senso quello che il Comune non può e sta facendo per i giovani a un livello anche piuttosto basico, nel senso, mi chiedo molto spesso perché non ci sia in città una struttura magari ricavata da un ex capannone industriale in disuso, eccetera, che possa essere messo a disposizione dei giovani con il Comune in un ruolo di gestore, magari di coordinamento, eccetera, visto che c'è bisogno. Anche Don Malnati mesi fa disse c'è bisogno di un luogo dove i giovani possono andare a divertirsi, eccetera. Ma partiamo sicuramente da una considerazione che il Comune di Trieste dispone storicamente di una serie di strutture, mi riferisco ai ricreatori ovviamente, che prescindono dallo schieramento politico, nel senso che è una cosa che si è sviluppata nel corso degli anni e che svolge un ruolo fondamentale. Poi diciamo che soprattutto negli ultimi anni penso che ci sia anche da interrogarsi su cosa effettivamente si possa fare di più. E probabilmente anche un discorso legato per esempio al dove si possa fare musica dal vivo e quindi anche dove si possa ascoltare musica dal vivo, probabilmente sarà una cosa di cui anche parleremo quando finita l'estate torneremo ad affrontare il tema regolamento Movida, eccetera, 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 perché alla fine
offrire ai giovani dei luoghi di aggregazione che siano sicuri, che siano nelle migliori condizioni possibili, significa innanzitutto dare a loro la possibilità di potersi sfogare, di poter stare insieme, di poter allacciare relazioni, eccetera, nel modo migliore possibile, e dall'altro lato probabilmente anche andare perlomeno a mitigare una serie di problematiche che magari poi oggettivamente ci sono, perché se non ci sono spazi di questo tipo, poi va a finire che anche magari tutto il tema della musica ricade completamente sui bar, sui locali, che magari alcuni fanno anche lo sforzo di adattarsi il più possibile per riuscire a far bene questa cosa, magari non tutti sono adeguatamente organizzati e dopo si creano le inevitabili discussioni fra c'è troppo rumore, c'è troppo poco rumore, eccetera. Da questo punto di vista è chiaro che il comune non può fare miracoli, però ragionare su quali potrebbero essere gli spazi, come andare a fornire delle risposte di questo tipo, penso che sia una delle cose che in parte direttamente, in parte andando a incentivare l'iniziativa anche dei singoli, eccetera, siano delle cose che un comune è chiamato a fare. Allora, parliamo della questione DASPO urbano, no? Se ne è discusso, cos'era, 2 o 3 giorni fa? Lunedì. Sia stato lunedì, no? Lì quali sono i paletti del problema? Ma lì diciamo che ho trovato tutto il dibattito un po' singolare, nel senso che nell'interlocuzione che c'è stata, come normale che sia, a livello di consiglio, ci siamo sentiti dire spesso da esponenti della maggioranza che il nostro era un approccio ideologico, oppure che stavamo contrapponendo la sicurezza sociale, eccetera. Fra l'altro, purtroppo tutte quelle proposte che abbiamo portato, tranne una, penso, un piccolo emendamento di punto franco che era stato accolto perché effettivamente c'era un problema, penso, a livello di delibera, e quindi era stato accolto, tutto il resto è stato tutto bocciato. Ma io mi chiedo, noi siamo quelli ideologici, poi presenti un ordine del giorno, e questo sinceramente è quello che un po' mi è dispiaciuto, in cui si chiedeva essenzialmente, ok, hai allargato la zona in cui il DASPO urbano opera, perché per spiegarsi penso che sia importante che la cittadinanza sappia che questo non è uno strumento che va ad agire su tutto il territorio comunale. C'è una determinata zona del comune di Trieste in cui questo strumento agisce e in cui ha effetti. Quello di cui abbiamo discusso lunedì è stato di allargare quest'area, per capirsi a grandi linee, in una direzione verso via Giulia e quindi verso San Giovanni, per così dire, nell'altra zona verso viale D'Annunzio e verso piazza Foraggi, per capirsi. Ok, hai allargato questa zona, però resta ancora una zona in cui questo strumento non c'è, non opera. E il senso dell'ordine del giorno era, ok, hai allargato la zona, ma così facendo, se tu mi dici che questo è uno strumento deterrente importante per bloccare certi comportamenti, non c'è il rischio che quei certi comportamenti si spostino semplicemente di 150 metri al di fuori della zona? E quindi il senso dell'ordine del giorno era, per favore vai a monitorare cosa succede nell'area in cui è stato allargato e, fra virgolette, butta un occhio sulle conseguenze che questa cosa ha anche sulle aree che sono al di fuori. Una cosa che non faceva neanche valutazioni sullo strumento, abbiamo fatto bene a allargare, non abbiamo fatto bene, era una cosa neutralissima proprio, è stata bocciata. Cioè, questo sinceramente mi è risultato abbastanza incomprensibile, me ne dispiace anche perché era veramente con uno spirito assolutamente costruttivo, e quindi mi chiedo, cioè, se questo vuol dire che siamo noi ideologici, mi chiedo a chi sta di fronte cosa fa, insomma, però. Allora, c'è una mail. Dopo la sdemanializzazione conseguente alla legge Russo, il comune doveva vendere ai privati gli spazi, si parla del Porto Vecchio logicamente, dopo averli censiti per creare attività produttive e posti di lavoro. Dopo parecchi anni non è stato trovato nessun imprenditore, si sono insediate attività pubbliche non produttive e rappresenta per la comunità un grosso cespite di spesa. Bisogna capire meglio cosa si sta facendo, perché economicamente mi pare fallimentare in questi tempi di magra. C'è un passaggio che non riesco
Non riesco a me, ma insomma fondamentalmente si chiede un'opinione su quello che il Comune ha fatto in questi anni. È un altro dei temi che è emerso peraltro nel Consiglio di lunedì scorso, in cui avevamo anche discusso una serie di ordini del giorno su una variazione di bilancio, quindi ancora del Consiglio precedente. Era partita, diciamo, la discussione dal tema dell'OGS, si è poi allargata un pochino più su tutto il tema di Portovecchio. È una cosa che come opposizione abbiamo cercato più volte di dire, c'è la preoccupazione grande che c'è è che essenzialmente tutta l'operazione diventi uno spostare là cose che già ci sono, al momento ciò di cui si ha certezza che ci andrà la Regione con un investimento di soldi pubblici non piccolo. Questo determinerà uno svuotamento di palazzi dove adesso opera la Regione nel centro cittadino, quindi uno spostamento, e questo sinceramente ci preoccupa, ma perché il senso di tutta quell'operazione, il senso di tutta quell'area è riuscire anche a invertire un po' un problema che questa città percepisce da tanti anni, cioè il calo demografico. Questo è un tema su cui effettivamente l'opposizione molto si spende in questi Esatto, ma anche perché siamo consapevoli del fatto che per riuscire a cogliere le tante opportunità che ci sono, per riuscire a fare tutte le cose che ci diciamo spesso sul ruolo di questa città, il ruolo internazionale, l'economia, la scienza, eccetera, 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 tutte cose giustissime, è da invertire anche questo dato, cioè è da creare opportunità per le quali chi vive qua tendenzialmente ha delle opportunità per poter costruire la sua vita qua, oppure anche chi magari vorrebbe venire a vivere qua, a portare qua le sue idee, a portare qua le sue competenze, trova occasioni per farlo. E da questo punto di vista sinceramente al momento l'interlocuzione che c'è stata, ne abbiamo discusso varie volte in Consiglio, fra l'altro ho visto al di là dei servizi della pace fra il sindaco e Francesco Russo, ho visto ieri, però devo dire questa è una cosa che abbiamo spesso posto come opposizione, la necessità di fare qualche ragionamento insieme sul tema e soprattutto capire come aggredire questa cosa. Ora intendiamoci, non è facile, cioè non è che dici ok, bisogna portare della gente a Trieste, bisogna far sì che fosse facile sarebbe già successo, cioè non è che stiamo dicendo che non si sta facendo una cosa semplice, siamo però preoccupati perché ci pare che questa sia una cosa proprio che non sta succedendo, e da questo punto di vista, torno a dire quello che dicevo prima, il fatto che al momento la cosa più importante è ci si sposta la Regione, non pensiamo che sia questo ciò intorno a cui si potrà costruire, ecco, insomma. Facciamo così, anticipiamo di un minuto la pubblicità e poi torniamo. C'è una telefonata. C'è una telefonata? Allora, sentiamo un attimo la telefonata e poi rispondiamo dopo la pubblicità. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno. Mi sente? Sono Alida da Trieste. Buongiorno. Io avevo già scritto una mail in proposito quando c'è stato un intervento di un'altra, non mi ricordo più chi era, sul assoluta mancanza di opportunità di trasferire tutti gli uffici regionali in Portovecchio, perché come diceva giustamente adesso la persona, il deputato, il consigliere che avete lì, continuiamo a creare cattedrali nel deserto che rimangono vuote. Ad esempio, stiamo parlando anche del Daspo di Via Bonomo. C'è tutta la zona del Giulia dove c'era, non so se mi ricordo bene, la Regione, la Telecom, che sono palazzi degradati, vuoti, che o crolleranno o butteranno giù. E c'è bisogno di andare a utilizzare dei palazzi nuovi in una zona prestigiosa come il Portovecchio per mettere dei dipendenti regionali che hanno già i loro bei posti in centro. Cioè, sinceramente a me non sembra opportuno. Vedete voi. Grazie molte. Grazie signora. Buona giornata. Allora adesso andiamo in pubblicità, poi in realtà ci sono altre mail che devono essere lette.
Allora rientriamo in studio assieme a Stefan Ciocca, consigliere comunale del Partito Democratico. La telefonata praticamente chiosava quello che era stato già detto, quindi possiamo leggere, abbiamo un po' di mail da leggere. Partiamo da questa che pone un problema, dice: si parla poco o niente dei contratti scolastici che riguardano quelle persone che gravitano attorno al pianeta scuola senza farne parte. Dice questo telespettatore: addetti mensa, cuochi, addetti alle pulizie, eccetera. Pur essendo assunti con contratto a tempo indeterminato dalle varie aziende, quindi le cooperative o chi si occupa di questo, non percepiscono stipendio nei mesi estivi di chiusura e non possono beneficiare di NASPI o di altri aiuti perché comunque possessori di un contratto in essere. E, diciamo così, il mondo della scuola è effettivamente complesso e lavora su livelli diversi. Da questo punto di vista è vero che c'è tutta una serie di servizi e di attività che ruotano intorno, io mi permetto anzi quasi di dire che fanno parte del mondo della scuola in realtà. Cioè, ho capito cosa voleva dire il senso della mail, però secondo me è giusto dire che fanno parte a tutti gli effetti del mondo della scuola perché sono servizi fondamentali, e proprio perché sono servizi fondamentali è giusto che vengano riconosciuti come tali, ed è oggettivamente vero che se ne parla forse troppo o si danno poco, per scontate, o si danno per scontate cose che forse scontate non dovrebbero essere, ed effettivamente se ci sono situazioni in cui una persona per il tipo di contratto che ha, per il tipo di lavoro che ha essenzialmente un contratto che copre tutto l'anno ma che però non garantisce uno stipendio per tutto l'anno, sarebbe una problematica che andrebbe affrontata, perché quella persona, come tutte le altre, avrà anche se una famiglia anche nei mesi estivi, avrà l'esigenza anche nei mesi estivi di garantire ai propri cari tutto ciò che serve. Fra l'altro non si tratta di contratti tali da consentire di dire ciò che guadagno nel resto dell'anno mi copre, fra virgolette, anche quel periodo, no? Quindi oggettivamente è un appunto che faccio proprio, nel senso che è vero che se ne parla troppo poco. Allora, ci sono due mail che riguardano appunto la questione giovani. Una ha una coda un po' polemica, ma dice: dovrebbero essere i giovani o le organizzazioni giovanili a chiedere al comune che cosa serve loro, che cosa vogliono e di che cosa hanno bisogno, non il contrario. Poi la stoccata dice: ci sono già altri che pensano per i giovani autonomamente, sono le multinazionali che utilizzano lo smartphone come strumento per dire loro cosa fare, cosa comprare e come pensare. Vabbè, insomma. E invece quest'altra dice: perché non si organizzano dei silent party, cioè delle serate nelle piazze per ballare con le cuffie e DJ set, così non si disturba nessuno e si tolgono i giovani dai bar dove tendono solo a bere. Ma diciamo questa seconda cosa che non ho mai vissuto, anche se mi è capitato di utilizzare le cuffie wireless per motivi di lavoro, e quindi faccio un ragionamento da quello. Trovo la cosa uno spunto interessante. C'era stata un'iniziativa di qualche anno fa, mi pare. Sì. È uno spunto interessante su cui si può lavorare, che sicuramente non può però risolvere strutturalmente il problema, ma spiego anche perché non lo può risolvere, perché comunque l'uso della cuffia, ragiono per esempio sui casi in cui è capitato a me di utilizzarla per vari motivi, implica di per sé anche un isolamento dal prossimo, cioè la cuffia si può dire è una cosa molto intima, che è fatta per isolarti dal resto e per vivere una determinata emozione, esperienza. Una narrazione viene utilizzata anche in teatro, in esperienze multimediali, eccetera. Allora, diciamo che come singola cosa io devo dire che dal vivo un concerto così non l'ho mai visto e mi piacerebbe vederlo, e ovviamente non può risolvere strutturalmente la cosa, anche perché comunque il senso della convivialità, il senso del creare momenti di questo tipo è anche quello di far sì che ci sia interazione fra le persone, e ovviamente penso sia abbastanza intuitivo che l'uso della cuffia limita da questo punto di vista l'interazione, perché comunque appunto
isola, esatto. E se posso, questo è forse anche un po' legato alla stoccata, come si diceva prima, degli smartphone, e probabilmente anche lì siamo ancora in una situazione in cui è da anni che ci diciamo che c'è un abuso degli smartphone, che intendiamoci non riguarda solo i giovani, perché penso che riguardi purtroppo tutti noi che li utilizziamo troppo e male. Come affrontare la cosa è oggettivamente ancora un qualcosa in divenire, a parte alcune situazioni in cui puoi dire ok, qua è vietato usare lo smartphone, che quella oggettivamente è una cosa che funziona, nel senso te lo impedisco, punto, non lo puoi usare e il problema si risolve a base. Però ovviamente anche qua non può essere quello il modo in cui risolvo una situazione. Poi invece sulla prima parte della mail, come sempre è un'interlocuzione, cioè comune, ente pubblico che fa la sua parte, che crea occasioni, e poi altri soggetti che sono chiamati allo stesso modo a portare proposte, a portare critiche quando necessario e interloquire. Prima non l'ho detto, però era implicito, ecco, insomma, no, chiaramente non può essere il comune che risolve da solo la cosa. Qui c'è una segnalazione, dice: la fontana di Barcola è ridotta ad uno stagno maleodorante. Su Barcola invece, vediamo se lo ritrovo, eccolo qua, dice, questo è il nostro telespettatore, è un nostro amico, si chiama Luca ed è di origine napoletana, quindi dice: pur sapendo di attirarmi le antipatie di quasi tutta Trieste, quindi mette le mani avanti, da abituale frequentatore della spiaggia di Giusterna Capodistria, che apprezzo tantissimo per come è stata concepita, mi chiedo se non sia il caso di mettere sul tavolo prima o poi il rifacimento completo della riviera di Barcola sulla falsariga di quanto è stato fatto proprio a Capodistria. Credo che Barcola, per come è messa adesso, sia datata e poco confortevole rispetto ad altre spiagge presenti in zona, anche oltre confine. E lesa maestà, qua poi pensare di superare i topolini e consegnarli alla storia, questo è qua si tocca un... No, probabilmente non è lesa maestà, ma probabilmente scatenerebbe una rivoluzione, mi immagino. No, allora, diciamo così, io di questa mail colgo uno spunto che penso sia importante, cioè non è che semplicemente, dato che una cosa era così, deve restare così com'era, immutata nei secoli dei secoli. Penso che ci sia la possibilità di poter ragionare su quali sono gli interventi che puoi fare che non vadano a snaturare una storia, una tradizione a cui penso questa città sia oggettivamente legata attraverso le generazioni, e non è una cosa che riguarda solo le generazioni del passato, ma riguarda anche i giovani, però anche chiedendoti cosa puoi fare in più. Ecco, io una cosa che mi dico, che poi uno dei temi che è parzialmente legato, non voglio tanto andare sull'Ovovia per carità, ma è una cosa legata, il tema dei trasporti da e verso Barcola, le difficoltà che oggettivamente ci sono ogni anno, e anche da quel punto di vista l'idea del famoso tram che andava dalla città verso Barcola, eccetera, poteva essere una soluzione. Ecco, quella è una cosa su cui probabilmente qualche ragionamento andrebbe fatto, perché oggettivamente i trasporti in quella direzione d'estate, in qualunque modo ci si sposti, sono impegnativi, e penso che quella parte della tradizione di Barcola, cioè la difficoltà di andarci, la difficoltà di tornarci, sarebbe una parte della tradizione a cui tutti i triestini rinuncerebbero volentieri, cioè se fosse più agevole, questo voglio dire. Allora, ci avviamo alla pubblicità. Io faccio vedere una segnalazione che ci è arrivata da una telespettatrice, riguarda come si chiama, l'edizione online di Repubblica, e ci fa vedere due lanci, insomma, a distanza di tempo uno dall'altro, va detto anche questo. Dice, neanche tanto, per dire la verità, 9 mesi, con più sole il virus si diffonde meno, virus con il caldo estremo i contagi corrono, e dice la signora dov'è la coerenza in questi due titoli. Adesso io, non per difendere la categoria ad ogni costo, un conto è più sole,
un conto è caldo estremo, credo che le due cose. L'unica cosa che mi permetto di dire su questo, ma è una considerazione generale, tendenzialmente, perché spesso lo facciamo un po' tutti, anche quando siamo sui social eccetera, ma perché funziona così, commentiamo i titoli senza leggere gli articoli, che è il motivo per cui probabilmente immagino che sia proprio questo il tema del discorso della diffusione del virus, un altro discorso è quanto siamo ammassati eccetera, però senza leggere l'articolo completo e poi andare a vedere cosa c'è scritto dentro, che poi a volte ci sono anche le contraddizioni in quanto se viene scritto indubbiamente. Ripeto, secondo me come si dice, la cosa su cui eventualmente analizzare è caldo estremo, che non significa più sole, significa roba proprio come quella che abbiamo vissuto fino a qualche tempo fa, ma insomma è abbastanza curiosa anche questa cosa. E poi finché Repubblica non pubblica cose contro i lanzichenecchi eccetera, tanto meglio, insomma, più grave quella per certi versi. Allora adesso qua ho incasinato il server, per cui a maggior ragione andiamo in pubblicità un po' prima, giusto perché devo cercare in qualche modo di rimediare al caos che ho combinato in posta elettronica. Allora, rientriamo in studio. È arrivata appena adesso una mail il cui titolo un po' mi preoccupa, ma adesso vedrò del contenuto. Allora, i cittadini non sanno che dove nelle circoscrizioni la maggioranza è di sinistra, accade, che la sinistra decide e vota quasi contro a tutto quello che presenta la destra. Allora, perché non porti una mozione per chiedere di unificare le scuole e gli asili, così dopo 75 anni integriamo chi è nato in Italia, ma qualcuno gli suggerisce di essere sloveno. C'è un po' di... un po' di tante cose messe assieme, e sulle circoscrizioni, ma io sinceramente non ho traccia del fatto che dove c'è una maggioranza di sinistra, che peraltro andando a memoria penso sia solo sull'altopiano, perché al caso in centro al massimo ci sono delle situazioni di pareggio, ecco 10-10, poi bisogna intendersi anche su che cosa si intende con documenti portati dalla destra, nel senso che, allora io mi ricordo tanti anni fa sono stato in circoscrizione, fra l'altro mi ricordo penso la penultima volta che sono stato a Sveglia Trieste, dopo tanti anni mi sono ritrovato con la Barbara Odorico, che adesso è vicepresidente della stessa circoscrizione, che era il nostro ospite un'altra settimana, ecco, tra l'altro. E mi ricordo che eravamo tutti e due molto contenti di esserci rincontrati dopo tanti anni, perché in realtà in circoscrizione, sulle cose che riguardano la circoscrizione, almeno io parlo della mia esperienza di anni fa, spesso tutta questa distinzione fra schieramenti politici non c'è, nel senso che, oppure non dovrebbe esserci, almeno per quanto mi riguarda, nel senso che un marciapiede non è che di destra o di sinistra, una rotonda non è di destra o di sinistra, e su quelle cose, se c'è ragionevolezza reciproca, io penso ci sia ancora, io spero che sia così, perché anche questo è il senso delle circoscrizioni, probabilmente si riesce anche a trovare un terreno comune. Un altro discorso è se invece magari la circoscrizione è chiamata a esprimersi su posizioni più politiche, che possono essere per esempio delibere che arrivano dalla giunta comunale, poi anche lì dipende dall'argomento, possono essere cose sulle quali di nuovo c'è banalmente un approccio che non c'entra con gli schieramenti, perché appunto sono cose che non hanno un colore politico, possono essere cose sulle quali le valutazioni fra chi è stato eletto col centro-sinistra e chi è stato eletto col centro-destra sono diverse, e in quel caso penso sia normale che sia così. Per quel che riguarda il secondo punto, penso che sia legato agli asili e alle scuole con lingua di insegnamento slovena, ma io segnalo che, dato che mi è capitato anche di insegnare nelle scuole slovene, che lì alla fine il discrimine che c'è è soprattutto quello legato alla scelta di voler parlare, conoscere, studiare o meno anche lo sloveno.
che essenzialmente la grande differenza è quella fra le une e le altre cose. Io segnalo che nelle classi in cui io ho insegnato c'erano ragazzi e ragazze provenienti da famiglie completamente slovene, da famiglie miste, da famiglie completamente italiane. E come si identificheranno e cosa diranno loro in futuro, di che cosa loro si sentano, è una cosa che riguarda solo loro, perché l'identità è una cosa che riguarda ogni singolo individuo. Peraltro segnalo che succede anche l'inverso, ci sono anche ragazze e ragazzi di famiglie in cui entrambi i genitori sono sloveni, che magari decidono di andare in una scuola italiana perché lì c'è quell'indirizzo di studio che magari nella scuola slovena non c'è. Cioè, da questo punto di vista, senza farne grandi contrapposizioni che non esistono nei fatti, ormai andiamo a vedere chi c'è in quelle classi. Credo che lì, se leggo bene, dice anche se si unifica tutto si risparmia anche, non so però... Allora, io non so adesso se sia questo il ragionamento. Allora, io mi permetto di dire che soprattutto sulla scuola forse il tema non è tanto risparmiare quanto investirci, che non vuol dire metterci dentro soldi così tanto per, ma chiedersi come la scuola possa funzionare meglio. Da questo punto di vista, per questa città e per questa regione, il fatto di avere scuole che lavorano in più lingue è una ricchezza, perché banalmente consente poi alle persone di fare liberamente la propria scelta su qual è il percorso di studi che vogliono fare. Ci sarà chi farà il liceo Oberdan, il liceo Galilei, ci sarà chi farà il liceo Presciren, ma va bene, non è un problema. Fra l'altro segnalo anche che fortunatamente nel 2023 succedono anche cose per cui magari nelle scuole slovene di Trieste viene anche qualche studente da Cesana o da Ancarano, nelle scuole con lingua di insegnamento italiana, oppure anche nelle scuole slovene in cui si insegna anche l'italiano, sulla costa slovena ci va anche qualcuno da Muggia, ma va bene così, è una cosa bellissima, è un superamento, ed è penso una ricchezza per tutti, insomma. Quindi. Allora, qua dice Capodistria si trova in Slovenia e per effettuare lavori sia pubblici che privati forse la burocrazia è più snella e veloce che in Italia. Io toglierei il forse da quanto posso. Sì, allora, sì, poi dato che immagino che il tema sia legato sempre al discorso prima di Barcola, sì, poi aggiungo anche che probabilmente, ma questa è veramente una battuta, verso l'area di Giusterna, di Capodistria, non c'era quel sentimento così forte che c'è rispetto a che cos'è Barcola per i triestini. Barcola è un'istituzione, Giusterna probabilmente non lo era, però sicuramente è vero anche questo, che non è che puoi prendere automaticamente una cosa che è stata fatta in un altro stato e spostarla, perché banalmente le regole sono diverse, i meccanismi di funzionamento sono diversi, e oggettivamente è vero, certo, anche questo, insomma. Adesso ho avuto un momento di così straniamento, perché questa segnalazione ci arriva da Simon Bolivar, quindi Simon Bolivar credo che sia, in realtà quindi è del Sud America. Dice in realtà i cavalli di Villa Sartorio di Strada di Fiume sono in uno stato di assoluto abbandono, pregasi far provvedere. Chiedo scusa. Magari proverò a fare una segnalazione su questo, e così colgo anche l'occasione, perché mi sono dimenticato di dirlo prima, perché mi pare che in una delle mail c'era anche una segnalazione specifica sulla fontana di Barcola. Sì, anche su quello magari mi riservo di fare una segnalazione. Ecco, sempre su Barcola, la signora Tatiana, io leggo sempre i nomi delle persone che si firmano nelle mail, dice: da sempre ritengo che durante l'estate, giugno-settembre, lungo la riviera di Barcola il parcheggio dovrebbe essere a pagamento, magari con cifre simboliche, perché è inaccettabile che persone occupino spazio dalla mattina alla sera. Questo sta diventando... non è la prima volta che sento un discorso del genere in quest'estate, ecco, insomma. Però lì si lega sempre al tema che dicevo prima, che è il tema dei trasporti. Ora, io sono fra quelli che a livello generale pensa che, appurato che abbiamo per carità un'ottima rete di trasporto pubblico, nel senso che comunque oggettivamente penso che possiamo dire che il numero di linee che c'è a Trieste è comunque notevole, assolutamente,
ma penso che il tema sia il più possibile incentivare l'uso di qualsiasi mezzo che non sia l'automobile per quanto possibile, quindi fornire percorsi pedonali, fornire percorsi ciclabili, fornire una buona rete di trasporto pubblico consente di far sì che poi il numero di automobili che si spostano da un posto all'altro diminuisca, che poi oggettivamente penso che sappiamo che d'estate verso Barcola il tema più grosso sono le macchine, cioè, soprattutto verso, non tanto la mattina ma verso il tardo pomeriggio, sera, diventa problematico. Io insomma. Qualche settimana fa andando a uno degli spettacoli estivi a Miramare, effettivamente il traffico era abbastanza pesante. Ma è normale che sia così, ma appunto lì la risposta è per quanto possibile, che non vuol dire che ti rendo impossibile l'uso della macchina, ma se ti offro strumenti alternativi che sono più comodi, più gradevoli, più pratici rispetto allo spostare la macchina, probabilmente tu per primo sarai portato a non usarla, insomma. Allora, sì, invece su Barcola, mi sono fatto un appunto adesso perché ricordavo, mi pare di capire che c'è in programma un intervento un allargamento su Barcola, dovrebbe esserci, se non mi sbaglio. Un allargamento sì, poi torna a dire, si torna al tema precedente, cioè cercare di tenere bene insieme quel che è una forte tradizione, col capire che... Allora, c'è una mia curiosità, non so se diventerà argomento dei vostri discorsi alla Buvette, posto che non so se a Palazzo Sipario c'è una Buvette, un bar mi pare che c'è, insomma. No, in realtà no, all'interno del comune no, al caso se c'è qualche... C'è un bar? Sì, ma non all'interno del palazzo dietro, intendiamoci. Ah, ho capito, sì. Per capirsi, se c'è una pausa in consiglio usciamo un attimino in piazza, dal punto di vista questa pratico. Storia tirata fuori dall'assessore Tognolli del dress code. Allora, io la dico così, in maniera molto... semplice, penso che ci siano altre cose di cui dobbiamo occuparci. Cioè, allora, col massimo rispetto sulle posizioni di tutto, anche l'altro giorno, quando c'era la discussione sul DASPO urbano in comune, abbiamo più volte sollecitato, e per questo ci è stato detto che siamo ideologici, di affiancare il ragionamento su quegli interventi anche un ragionamento su cosa si può fare per prevenire certi interventi, e qui da questo punto di vista il lato sociale è importante. Purtroppo lì in Consiglio non c'è stata, non dico che c'è stata una risposta che non ci è piaciuta, dico che non c'è stata proprio una risposta su questi temi, e quindi su questo mi limito a dire che sinceramente non so come la gente si dovrebbe vestire in Parlamento, dico con ragionevolezza, ma non penso che siano cose su cui sia proprio così indispensabile che ci esprimiamo noi, ecco, con il massimo rispetto per tutti. Ecco. Uno dei consiglieri, pietra dello scandalo, adesso non faccio i nomi perché noi mi pare che sia uno anche dei più seri, per cui insomma vabbè. Ma sì, ma mettiamola così, non penso che né consiglieri, assessori, sindaco siamo là per discutere di questo. Soprattutto anche, aggiungo ancora di più, dato che non si discute di cosa ha senso o meno in consiglio comunale. Dato che il tema è legato al Parlamento, diciamo come spesso si dice, è una cosa che esula dalle nostre competenze. Sentiamo la prossima telefonata. Buongiorno. Buongiorno Bosazzi, buongiorno a lei e a Cioc. Allora, Nivea. Allora, io volevo dire due cose su Barcola, ormai sono tantissimi anni che non ci vado più. Comunque, una volta il tram faceva tappa fino al giardino di Barcola e poi faceva il giro e si tornava indietro. Lì c'era il capolinea. La pineta non esisteva. Cioc è molto giovane, mi scusi Cioc, ma ne ho 76, per cui ritengo giovane. Ecco, Bosazzi forse si ricorda, non lo so. C'era il biglietto verde.
Il biglietto verde che se lei lo prendeva prima delle 8:30, con lo stesso si poteva tornare a casa. Adesso invece vanno a Baccola. Perché vanno con le macchine? Perché si portano dietro il lettino, gli ombrelloni, tutte queste cose qui. È evidente, sul tram o sul bus, certo queste cose non è che si portino facilmente. Sui scooter anche portano, che mi sembra sia vietato, questi lettini che vengono fuori davanti da una parte e dall'altra, li portano anche sui scooter. Cosa volevo dire? Sì, perché hanno levato via il tram? Mi sembra sia stato l'ultimo tram che è stato levato via. Dalla stazione al bivio di Baccola non si poteva camminare, non si poteva andare né con la macchina né niente, c'erano file immense e lei stava anche 3/4 d'ora per arrivare dalla stazione al bivio di Miramare. Per cui mettere adesso un tram fino al giardino, perché noi lo facevamo a piedi, poi andavamo fino di fronte al California a piedi e tornavamo anche indietro a piedi. Perciò mettere un mezzo pubblico che vada in un tram, che vada fino al bivio, penso, perché lì si può fare l'inversione, proprio non è possibile. E a parte il fatto dei paccheggi appartamenti, l'altro giorno Bosatti ha telefonato una signora in cui contestava il fatto che c'erano dei caravan cargati Polonia e non so cosa, esteri, che parcheggiavano sulle rive tutto il giorno. E questo è stato detto, sì, è permesso perché loro pagano come noi, insomma, no? Però lei lo sa che abita dove abita, no? Che i caravan sono anche pericolosi perché oscurano quello che succede dietro, e dietro ai caravan, specialmente lì a Baccola, dove parlo del lato destro andando verso Miramare, c'è il bosco, ci sono poche case, c'è tanto verde, può succedere di tutto e nessuno lo vede dietro un caravan. Stessa cosa in altri posti della città, in via Cantù o altri, questi sono molto pericolosi per l'incolumità e per la sicurezza quando parcheggiano nelle strade normali, perché veramente può succedere di tutto dietro e nessuno se ne accorge. Grazie. Ok, c'è un po' tanta roba in questa telefonata. Diciamo così, cerco di rispondere un po' a tutto con ordine. Sugli scooter, al di là di cosa è vietato o meno, soprattutto è importante che cosa è pericoloso o meno, no? Nel senso che è vero che se ci sono delle cose che sporgono molto, non è il caso di portarli in scooter, ma non perché sia vietato, è vietato perché è pericoloso, allora lì quella è una considerazione generale. E sui mezzi pubblici, però, le cose sono due: o si fa il ragionamento del cerco di, e questo non vale solo per Baccola, intendiamoci, vale in generale, cerco di puntare il più possibile sul mezzo pubblico, su strumenti alternativi, e quindi ti disincentivo l'uso della macchina e sentirai tu per primo meno l'esigenza di usare la macchina, oppure mi dicono no, punto sulla macchina, e allora sì, è vero che diventa complicato fare altro. Questo è probabilmente anche un discorso di scelte, cioè ci sono tante città europee che hanno deciso di puntare molto sul mezzo pubblico, molto anche sullo spostamento pedonale, sullo spostamento ciclabile, e questo ha consentito anche di limitare il traffico. Però questo è probabilmente più un discorso di scelta. E sul discorso dei caravan, su cui mi trovo abbastanza d'accordo, il problema principale, e da quel che mi risulta, è che appunto un caravan ha tutto il diritto di parcheggiare lì, ma proprio per un discorso di codice della strada, da quel che so. Più che altro probabilmente il tema è di fornire ai caravan zone in cui possono sostare. Per esempio nella zona del Park Bovedo ci sono degli stalli specifici su quello. E ovviamente, dato che i caravan ci sono, e comunque ha più senso che stiano in stalli a loro dedicati, che sono anche più grandi perché sono fatti apposta, insomma, se si va a vedere si nota che
ci sono delle zone in cui c'è anche la segnaletica apposita che dice Sì. ok, questi sono stati per i caravan, camper, eccetera, eccetera, piuttosto che stiano magari in strada dove, pur avendo tutto il diritto di stare, magari essendo un po' più larghi, essendo un po' più alti, limitano anche un po' la visibilità e può crearsi qualche difficoltà. Però per fare in modo che il camper non stia lì, che non stia magari parcheggiato su Viale Miramare o verso il bivio, eccetera, gli devo offrire delle alternative su dove stare, fare in modo che chi magari è di qua sappia che ci sono, e un'altra cosa anche magari fare in modo, ma questo si già va quasi sul livello turistico, che chi arriva qua in camper, mi pare che la signora citava anche camper con targhe estere, Sì, probabilmente sì. turisti, eccetera, sappia dove trova le zone in cui può parcheggiare per la miglior comodità sua e la miglior comodità degli altri che stanno intorno. Ecco, insomma. Allora, alcuni mesi fa sul Piccolo era apparso un articolo che diceva che il tratto di Viale 20 Settembre davanti al Politeama Rossetti, compreso tra via Piccolomini e via Ireneo della Croce, sarebbe stato totalmente pedonalizzato per farne il foyer all'aperto, diciamo così, del teatro, visto il gran numero di frequentatori del teatro stesso. Se ne sa qualcosa in più? Ogni tanto se ne sente parlare, no? Mi ricordo anch'io, devo approfondire questo argomento, nel senso che non so adesso portare Se ne parlava, novità, se ne parlava, però sì. parecchio tempo fa, Sì, per dire la verità, sì. poi non se ne... Diciamo che con il fantasma dell'opera è stata fatta anche una sorta quasi di prova, sì, perché è vero che lì c'è oggettivamente Però- quel numero di persone che c'era e con la fila davanti Però di questo effettivamente non si parla più tanto. Mi riservo di Sentiamo- approfondire un Sentiamo la prossima telefonata. Buongiorno. Pronto? Pronto? Prego. Buongiorno. Prego. Ah, pronto, buona giornata. Buongiorno. Sì, un saluto ad entrambi. Interessante discorso sui punti di fermata dei caravan, un appoggio attraverso delle zone dedicate, eccetera. Però ricordo che vale sempre il testo unico di sicurezza, di pubblica sicurezza, per cui come in Slovenia, come in Croazia e come in Grecia è assolutamente proibito lo stazionamento per 1 o più giorni senza la registrazione presso la polizia o carabinieri. Buona giornata e arrivederci. Grazie. Allora dice la signora, io ho problemi di schiena, non posso stare a terra ma solo sulla sdraio, vado a piedi a Barcola, delle volte l'automobile è una necessità e non No, una ma sono scelta. d'accordo, però intendiamoci, quello che dicevo prima, appunto, non è legato al tema del ti impedisco di andare in automobile, ma se io creo delle alternative e questo fa sì che, per esempio, Bosazzi piuttosto che Ciocc, piuttosto che chiunque altro, quando Possono vuole andare a andare Barcola, in tram, sì. va in tram, in bus, con la barca, indifferente, vuol dire che la macchina di Bosazzi, di Ciocco, di chiunque altro non andrà a Barcola e quindi chi effettivamente ha l'esigenza di andare in macchina troverà meno traffico in strada e anche probabilmente meno difficoltà di parcheggio quando arriva lì, ecco, insomma, non vuole essere una ma penso contrapposizione. che- Ecco. Allora, qui adesso c'è una battuta, dice, visto l'alto tasso di cementificazione della nuova piazza di Roiano, visti i 2 blocchi di cemento che si affacciano, proporrei di chiamarla piazza tra i bunker, dice questo signore. Ancora un errore del server, quindi qua sono veramente io che... a questo punto Però c'è una il telefono telefonata- che ti sì, c'è salva. Salva. che forse ci salva. Buongiorno. Pronto? Mi sa che qua invece facciamo ancora un tentativo perché sento che c'è vita dall'altra parte, però... Pronto? No, niente, vediamo se riesco a recuperare in qualche modo. Ah, sì. Allora, qua sempre su Barcola, il vero problema di andare a Barcola in autobus è il trasporto della brandina. Anche questo signore dice, questa signora dice non posso stare sull'asciugamano a terra. No, beh, che è più o meno quello che ha detto dicevo, che signora, dicevo sì. anche prima. Cioè, insomma, lì poi è come se... c'è una serie di problematiche che puoi affrontare agendo sui trasporti, c'è poi una serie di cose che cerchi anche un pochino di risolvere in maniera diversa, che dipendono anche un po' dalla ragionevolezza di tutti, nel senso che magari c'è la persona che effettivamente ha l'esigenza di portarsi dietro più cose perché sono delle esigenze oggettive,
e magari cioè, penso a me banalmente, se vado in bus o in tram, ma perché posso farlo e la cosa non mi crea difficoltà, o anche in bici, vuol dire che mi porterò dietro meno cose, ma perché lo posso fare e so che qualcun altro non lo può fare e qualcun altro deve avere la possibilità di fare diversamente, chiaro. Allora, da città turistica, quale vogliamo essere, inviterei il sindaco a predisporre punti sosta decenti per i camper. I camperisti ne sarebbero molto contenti. Poi ancora la signora che aveva innescato un pochettino il discorso su Barcola dice: far pagare un parcheggio significherebbe limitare che alcuni cittadini occupino indebitamente i parcheggi. Ecco perché questo è l'altro discorso. Visto che alcuni lasciano l'automobile attrezzata con lettini addirittura per giorni e poi si spostano con il bus. Sì, c'è questa tendenza anche di trasformare la propria automobile in una specie di cabina dove hai tutto a disposizione. Non so sinceramente quanto sarebbe il parcheggio a pagamento il modo per risolvere il problema. Diciamo che anche da questo punto di vista però uno dei temi che mi rendo conto un po' più complicato è anche un po' il discorso di civiltà e inciviltà, nel senso che oggettivamente forse mi porrò il tema che se porto la mia macchina e la lascio lì per giorni con l'idea tipo sono arrivato prima io e quindi praticamente questo è il mio posto per tutta l'estate, forse non è la cosa migliore da fare, ecco, insomma. Mi pare che il sindaco sulla questione del pagamento dei parcheggi però abbia detto che non ha nessuna intenzione, anche perché poi dopo probabilmente bisognerebbe anche prendere in considerazione, alla luce di tutto ciò, i residenti. Perché sì, non è di facile, per carità, non è di facile soluzione. Allora, abbiamo finito ultima cosa. Visto che so che, insomma, ricordiamo anche che Stefan Ciocco, oltre che consigliere comunale del PD, è anche nel direttivo di Dialoghi Europei, che è questa associazione meritoria. Quanti anni sono? Sarà una trentina, no? Forse di più. Allora, abbiamo festeggiato 25 anni nel 2020, quindi 27-28, insomma, sì. 27-28. Ed è un'associazione veramente, ripeto, che organizza tutta una serie di incontri e bisogna ricordarla perché appunto... Soprattutto perché, come penso avverrà sempre, l'anno prossimo ci saranno le elezioni europee, importanti e come al solito Dialoghi Europei, che fortunatamente è un luogo di incontro anche di persone diverse, sì. Insomma, adesso è presieduta da Giorgio Perini e c'è anche naturalmente anche Giorgio Rossetti, che è un po' sempre stato il motore, l'anima di questa cosa, che continuano a operare. Dialoghi Europei come sempre si avvicinerà alle elezioni europee cercando di fare occasioni di approfondimento, di capire cosa succede e quello può essere utile se posso. E saranno poi, mi pare di capire, questa volta elezioni europee con un significato particolare, come dicevamo prima, sia a livello europeo, sia stavolta anche per alcuni equilibri interni. Assolutamente sì, quindi vale la pena dall'autunno in poi cercare di capire cosa succede. Allora, abbiamo concluso questa puntata, io ringrazio Gabriele Cinquepalmi che è stato con noi prima, ringrazio Stefan Ciocco. C'è una telefonata, se la telefonata è proprio... Ah no, non c'è più. Io ringrazio allora Gabriele Cinquepalmi e Stefan Ciocco per essere stati con noi, ringrazio il pubblico, ringrazio i telespettatori e chi ha anche scritto, e già che ci sono, siccome oggi compiono gli anni due miei compagni di classe che si chiamano Luigi e Riccardo, approfitto per far loro gli auguri. Grazie, buona domenica, arrivederci, Sveglia Trieste torna lunedì alle 7.